Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Marco Rossetti Kosulic del Partito Democratico e Roberto Cason di Idea Giuliana. Se volete parlare con i nostri ospiti potete farlo come sempre chiamandoci qui alla diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa, la prima ora della nostra trasmissione, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmer ARPA regionale e vediamo che la situazione generale ci dice che sulla regione oggi affluiranno correnti secche e fresche da nord-est. In seguito si stabilirà nuovamente l'anticiclone almeno fino al 5 maggio. Vediamo allora oggi, giovedì 30 aprile, cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla zona montana occidentale. Sulla costa nella notte fino al mattino soffierà bora sostenuta, anche forte a Trieste, altrove bora moderata. Il vento sarà in progressivo calo dal pomeriggio, temperature minime in calo. Domani, venerdì 1 maggio, giornata festiva, cielo sereno con venti di brezza. Al mattino temperature piuttosto basse in pianura e in montagna, ma nel pomeriggio le temperature saranno miti, specie in pianura. Vediamo dopodomani, sabato 2 maggio, cielo sereno con venti deboli a regime di brezza, temperature in aumento e zero termico oltre i 3000 metri, quindi vediamo che c'è una risalita della temperatura, ancora una tendenza per domenica 3 maggio, cielo sereno velato, temperatura molto mite di giorno, quindi torna il caldo. Allora, questo è il quadro meteo per quanto riguarda la nostra regione. Andiamo a vedere i giornali che sono in edicola oggi. Cominciamo come facciamo sempre con il piccolo di Trieste. Allora, vediamo che c'è in primo piano la cabinovia appesa al TAR, un titolo suggestivo, il contenzioso tra la Giunta di Piazza e il Comitato Nuovo Via, ieri l'udienza che chiama i giudici del Lazio al verdetto atteso a settimane. Ricorso verso la sentenza, in arrivo il pronunciamento che può lasciare senza fondi l'impianto. Scalo antico, il rilancio di Portochiaro, trasparenza, serve il confronto pubblico, l'iniziativa di ieri, poi in baia tariffe invariate, Sistiana apre la stagione, da domani park a pagamento. Alle celebrazioni del terremoto Mattarella avrà Meloni al fianco, attesi il 6 maggio a Gemona, l'ufficializzazione attesa a breve. Ma l'anticipazione del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha fatto subito pensare a lei, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier interverrà insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del 6 maggio a Gemona per i 50 anni dal terremoto del Friuli, con loro anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Vediamo qui il forum sulle infrastrutture, l'asse dei governatori in pressing per le opere a nord-est e poi il porto di Trieste, l'annuncio con salvo sul molo ottavo, gara indetta entro l'anno. Vediamo in centropagina litigio sul Pallarubini tra il comune e la Pallacanestro Trieste. Il municipio stoppa 342.000 euro di contributo, la società non ci sta, l'assessore Lodi allucinante. Il Pallarubini stracolmo, qui vediamo, è tinto di bianco-rosso durante un recente match della Pallacanestro Trieste. Vediamo anche tra ciclismo e turismo, è confermato la maglia rosa sponsorizzata Io sono Friuli Venezia Giulia, accordo per il Giro d'Italia. E poi ancora lo spettacolo, ieri sera Romeo e Giulietta, il raddoppio, Alverdi sia lirica sia prosa assieme al Rossetti. Il cast dello spettacolo lo vediamo qui nella foto. Vediamo le notizie internazionali, complotti boomerang per Trump, con il messo un ciclo virtuoso, sono gli approfondimenti di oggi sul piccolo che ora vediamo anche nella versione isontina. Fincantieri c'è il ricorso, i ritardi causati dallo stop alla deroga acustica, giunta Fasan costretta a nominare un difensore, ma non influirà sul dialogo riaperto, dice il sindaco. L'azienda chiede i danni al comune, Cisint vogliono un risarcimento tra i 400 e i 600 mila euro. Fincantieri Infrastructure ha presentato ricorso al TAR chiedendo al comune di Monfalcone un risarcimento stimato tra 400 e 600 mila euro per il mancato rilascio della deroga acustica. La Giunta ha deliberato la costituzione in giudizio per difendere la legittimità dei propri atti, affidando l'incarico all'avvocato Bigliani di Trieste. A Grado, ucciso da un'overdose, arrestato lo spacciatore, ne abbiamo parlato anche noi ieri
ieri in un servizio indagini dopo il decesso avvenuto nel 2024. Bando a ronchi dei legionari, corsa a un posto da vigile urbano, sarà conteso da 39 candidati. Vediamo ancora qui in centropagina la kermesse goriziana, gusti di frontiera, la mappa degli stand in centro, al via il 24 settembre, niente Transalpina e Borgo Castello, contatti con Nova Gorizia. Queste le notizie sul Piccolo di oggi. Andiamo a vedere le altre testate. Corriere della Sera, ho sparato io il 25 aprile. Fermato un 21enne, sono della brigata ebraica, Lampi una deriva estremistica, il PM tentato omicidio, la comunità non è dei nostri, la ferita, triste vederlo così imbevuto d'odio. Vediamo qui Eitan Bondi, 21 anni, fermato a Roma per gli spari del 25 aprile. Ancora vediamo i ritratti, chi è Eitan, le armi, coltelli, lavoretti, 2 ebrei feriti per strada a Londra, invece attacco antisemita. Alloggi, il piano del governo, 100.000 case, prezzi calmierati, i fondi per 4 miliardi, una manovra per la casa. I PM convocano Sempio, ha ucciso lui Chiara e lo ha fatto da solo. Garlasco, l'interrogatorio fissato il 6 maggio. Questa è la notizia che poi ritroviamo insieme a quella che abbiamo appena letto in tutti i giornali. Grazie a Minetti lo scontro sull'adozione in Uruguay. Vediamo ancora Musk in aula contro Altman, l'intelligenza artificiale e come Terminator, la testimonianza al processo in California. Vediamo la Repubblica, sono stato io a sparare il 25 aprile, fermato l'aggressore della coppia Ampi a Roma, è un 21enne della comunità ebraica, la confessione e il ritrovamento di armi in casa. E qui vediamo l'altra notizia appunto in centropagina, Garlasco, il PM convoca Sempio, ha ucciso Chiara da solo, questa l'accusa. Ancora altre notizie sulla Repubblica, Trump insiste sul blocco di Hormuz e chiama Putin, la guerra costa all'Europa 500 milioni al giorno, von der Leyen aiuti mirati. Vediamo la lunga mano della Cina di Xi, il commento, e poi Uruguay, le carte su Minetti, ecco il perché dell'adozione. I russi sbarcano alla Biennale ma arrivano anche gli ispettori del ministro Giuli. Ancora vediamo La Stampa, l'Unione Europea, la guerra, costi insostenibili, von der Leyen, Hormuz, paghiamo $500 miliardi al giorno, Trump studia un nuovo blitz e sente Putin, dai fertilizzanti per l'agricoltura al carburante per gli aerei al materiale per le strade, il prezzo del conflitto in Iran. Poi ancora se lo humor di Carlo batte Donald il cinico e l'approfondimento insomma anche di colore sulla Stampa, vediamo anche qui la nuova inchiesta di Garlasco, la svolta dei PM, Sempio ha ucciso Chiara da solo. Poi confessa 21enne romano, sono della brigata ebraica, ho sparato il 25 aprile. Anche qui il caso Minetti, i buchi dell'adozione, tutte le accuse dall'Uruguay, i controlli a Montevideo, le documentazioni irregolare. Nordio e i suoi fratelli governo nel pantano e l'analisi sempre sul caso Minetti. Andiamo al Fatto Quotidiano che ha fatto emergere questo caso, Minetti smentita, ecco la sentenza, il bimbo adottato non era abbandonato alla nascita ma ai genitori a cui è stato sottratto con una causa e il PG indaga sulla nuova Nicole. Altri buchi nella richiesta al Colle, volontaria redenta in Lega Tumori scomparve appena chiese la grazia e in Casa della Carità una sola volta. Armi destra contro Giorgetti, bollette, spiccioli per 15 giorni, senza soldi, il governo è suo 1° maggio pro Confindustria, questo è il commento piuttosto duro del Fatto Quotidiano sulla manovra del governo. Vediamo il Giornale, Trump, Putin, prove di pace. Telefonata di 1 ora e mezza tra i due leader, gli USA, la Russia annuncerà una tregua per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Mentre vediamo qui Mosca, lo zar costretto a chiudere, qui Teheran ora riapre anche l'Iran, nuovo fronte, gli USA schierati a Panama.
Il bimbo è malato e cade anche la bufala su Nordio. Grazie alla Minetti, i legali di Cipriani smentiscono l'incontro col ministro. La PG in pochi giorni la verità. Insomma, un'altra lettura invece del caso Minetti. Vediamo invece la svolta di Garlasco, sempre sul giornale. Sempio ha ucciso Chiara da solo, e qui c'è la foto appunto dell'accusato. Caso Russia, Giuli manda gli ispettori alla Biennale, il braccio di ferro. Libero, chi specula sulla violenza di Roma, Pallini e Pallisti, preso l'uomo che ha sparato ai 2 membri dell'ANPI, è un 21enne della comunità ebraica, e la sinistra attacca tutti gli ebrei, le loro parole d'ordine sono guerra e prevaricazione, così legge Libero. I compagni e la caccia al fascista immaginario, l'aggressione del 25 aprile, protesta senza idee, la rabbia nichilista dei giovani pro-PAL, e poi ancora anche qui questo aspetto di colore. Carlo conquista l'America e salva l'Europa, la telefonata Trump-Putin, presto una tregua in Ucraina. Il Sole 24 Ore, concordato rinvio al 31 ottobre per quanto riguarda appunto la riforma fiscale, dai rimborsi allo stop agli interessi, più vantaggi per chi rinnova l'adesione. L'allarme della CGIL, certificazioni uniche errate, entrate, anomalie corrette. Vediamo ancora pagamenti PA, addio ai ritardi fuori legge, via la procedura dell'Unione Europea. Archiviato il contenzioso sull'assegno unico, arriva la nona rata del PNRR. Unione Europea, aiuti di Stato fino al 70% per trasporti, agricoltura, pesca, allarme, energia. E poi per quanto riguarda i balneari, fallisce il blitz della Lega per prorogare le concessioni nelle aree colpite dal maltempo. Vediamo ancora il Domani, sono della brigata ebraica, chi ha sparato sulla liberazione, il bambino abbandonato alla nascita, le carte in Uruguay tengono a galla Minetti. Fa insomma un tutt'uno delle varie notizie del giorno. E poi il mitra di Trump, Iran diplomazia ancora impotente, Putin no all'invasione di terra. E qui vediamo ancora questa foto inquietante di questa sorta di Rambo in giacca e cravatta con l'immagine appunto del presidente degli Stati Uniti. Torniamo sul piccolo per vedere le notizie più vicine a casa nostra. E siamo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, qui vediamo asse dei governatori a nord-est, rilanciamo le grandi opere per competere in Europa, era un'iniziativa appunto del gruppo del piccolo. Poi ancora a nord-est 40 miliardi di investimenti in cantiere, meno di metà è finanziata. Ancora sempre sulle pagine del piccolo andiamo a vedere la pagina di Trieste, che è dedicata in modo particolare alla cabinovia. Ecco qui, primo passo verso la sentenza, il TAR del Lazio manda in decisione il reclamo del comitato contro i fondi stanziati da Salvini, il verdetto a settimane, il pronunciamento sul destino dell'impianto a Fune, in bilico i 48,8 milioni erogati dal Ministero dopo il no del PNRR e la cessione a Padova. Futuro Nazionale al debutto in Consiglio Comunale con i Vannacciani divisi, e sul bilancio è polemica. Il Novax Rossi cambia simbolo, mentre l'ex Fratelli d'Italia Porro resta nel misto. Ok al rendiconto, ma il centro-sinistra vota no, oltre 70 milioni fermi. Questo è accaduto ieri in Consiglio Comunale, poi magari andremo a leggere e a approfondire. Si parla anche del progetto per Portovecchio, mancano trasparenza e strategia, Portochiaro boccia il partenariato comune Costim, urge un confronto pubblico o sarà troppo tardi. Pensiamo a un polo museale con il Tartini, proposte alternative sono state illustrate ieri in conferenza stampa. Ci sono i turisti ma non si trovano camerieri, cuochi e pasticceri, il paradosso dei locali pubblici, ne parliamo spesso, la ricerca del personale fa i conti con barriere linguistiche, poca disponibilità e orari non graditi. Locali di Trieste a caccia di baristi, cuochi e camerieri che non si trovano, e gli annunci cerco personale si moltiplicano sulle vetrine di bar e ristoranti. E qui vediamo alcuni esempi in questo articolo di Bicol Brusaferro. Si parla anche di aperture, chiusure, nuove gestioni.
Autogestioni, le novità dal centro a Barcola. Sui portali immobiliari in vendita anche i muri di una storica attività di Piazza Vico. Vediamo lo schianto in moto, muore un ricercatore 55enne, la cronaca, appunto la cronaca nera, il triestino Stefano Schergna ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la Val Genova in provincia di Trento. Questo è accaduto appunto nella giornata di ieri, ha perso improvvisamente il controllo della moto e è andato a sbattere violentemente contro una parete rocciosa. Anziana sta per cadere dal terrazzo di casa, salvata dai carabinieri, l'intervento d'emergenza in rotonda del Boschetto, poi ancora il furto al Ristobar Boccacico, sfascia vetrine ancora in azione, colpo in viale. Ne abbiamo parlato anche noi, anche con le immagini appunto delle telecamere del locale. Allora vediamo che cosa è successo nel servizio. È entrato nel bar dopo aver infranto la porta a vetro con dei sanpietrini precedentemente posizionati. Nel giro di 20 secondi il ladro ha scavalcato il bancone, preso una batteria per un navigatore satellitare di uno scooter e se l'è data a gambe. Non ha rubato soldi, ma ha provocato danni per centinaia di euro. È il colpo messo a segno alle 4:23 di questa notte al Ristobar Boccacico di Viale 20 Settembre. La scena interamente ripresa dalle telecamere, con l'allarme che è scattato immediatamente. E ho guardato subito il mio cellulare, dove il cellulare mi faceva vedere che c'era uno scasso in atto. Guarda nelle telecamere, io ho visto che l'individuo stava scappando. Quando è scattata alle 4:23, come dicono le telecamere, lui prima si è servito delle pietre e ha rotto il vetro, poi ha preso il secondo oggetto, un pezzettino di legno, e ha aperto la porta, diciamo il vetro, è entrato dentro in neanche 20 secondi, ha frugato dietro il bancone, ha fatto un salto, ha preso quello che ha trovato, c'era una borsetta dove avevamo noi l'accessore per far, quando facciamo le consegne, con una piccola batteria di uno scooter per far partire il navigatore, ha preso quello ed è scappato via. Prima dell'irruzione al Boccacico, il malintenzionato aveva effettuato altri sopralluoghi posizionando dei sanpietrini. È la terza volta in appena 2 mesi che il titolare del locale subisce furti e danni. Il sospetto è che il responsabile di questi episodi sia la stessa persona. 2 o 3 settimane prima, se era lo stesso, perché abbiamo visto che erano sempre lo stesso, si aveva già portato il pezzo dove teniamo noi il registratore di cassa. Questa volta è venuto per un'altra cosa. La prima volta si è portato il registratore di cassa, la seconda volta non è potuto entrare perché c'era un licchetto più pesante, la terza volta si è organizzato rompendo il vetro, perciò adesso si è portato solo accessori e creando un grande danno. Allora, questo è il caso di cronaca che abbiamo documentato anche noi. Torniamo sul piccolo, vediamo altri casi. Si parla di droga in tribunale, al compagno detenuto gli dà una dose a fine udienza, arrestata. L'incredibile episodio è successo in corte d'appello. La 24enne è finita in manette subito dopo aver patteggiato per una serie di furti. In Piazza Unità i bambini aprono il fine settimana della Spring Run. Questa mattina poi ci collegheremo anche appunto con la sala operativa della polizia locale per parlare proprio anche di questo, perché ci saranno sicuramente dei provvedimenti, e qui vediamo iscrizioni alla 21 km sold out, Family a quota 4.000, domenica la maratona con divieti dalla costiera al centro, galleria chiusa, modifiche alle linee dei bus. A Montebello invece in occasione della chiusura al traffico della galleria di Montebello dalle 22 fino alle 5 di domani verranno modificati i percorsi di alcune linee degli autobus. Ne parleremo sicuramente poi nel collegamento. Si parla nuovamente dell'evento K-pop che aveva suscitato tanta delusione in molti spettatori e spettatrici giovani. Il 50% del ticket a circa 200 famiglie viene restituito. Restiamo vicini al nostro pubblico, dice il Teatro Rossetti, che rimborsa, quindi il 50% appunto del biglietto a circa 200 famiglie che deluse avevano inviato richiesta entro 15 giorni dallo show appunto deludente dal punto di vista anche dei diritti, no? C'era stato
all'ultimo momento un cambio di programma proprio per la questione diritti con Netflix. Per dare un segnale di vicinanza al proprio pubblico, Rossetti ha deciso quindi di rimborsare il 50% del biglietto, inclusi i diritti di prevendita dello spettacolo dedicato alle K-pop, andato in scena lo scorso 4 aprile, uno show che aveva deluso diverse giovanissime spettatrici, un provvedimento, quello adottato ora in via del tutto eccezionale dal teatro in accordo col produttore dell'evento. Vediamo oppio nascosto nel tir, camionista condannato a 4 anni di carcere, aveva 20 kg di droga nel catalizzatore, ne avevamo parlato anche noi. Poi processo per la Risiera, inaugurata la targa per il 50° anniversario nell'atrio di Palazzo di Giustizia. Ancora processo in bilico, sexy ricatto, pagami o diffondo il video hard, l'imputato è irreperibile. Ci spostiamo per il momento a Duino Aurisina, parcheggi di Sistiana e Duino, niente rincari per le tariffe, verso l'avvio della stagione balneare. Parcometri operativi da domani, agevolazioni confermate per i residenti. Del 7 giugno attiva la linea 70. Noi invece abbiamo parlato ieri del ritorno della linea 36, sempre per quanto riguarda la Trieste Trasporti, è sempre legata alla nuova stagione. Allora vediamo il servizio di Umberto Bosazzi. Torna la linea 36 che collega Largo Tomizza al bivio di Miramare. Il servizio riprenderà da venerdì 1 maggio e sarà attivo fino al 6 giugno, il sabato, la domenica e appunto il 1 maggio e il 2 giugno. Dal 7 giugno, con l'introduzione dell'orario estivo, le corse saranno giornaliere. Per conoscerne gli orari si può consultare il sito di Trieste Trasporti e utilizzare le app TPL Friuli Venezia Giulia e Glimble Friuli Venezia Giulia. Venerdì 1 maggio sulla rete urbana triestina sarà applicato un servizio festivo ridotto. Non saranno operative le linee 7, 12, 17 Barrato, 19, 21, 31, 52 e 64. Tutte le corse della linea 20 transiteranno per strada di Fernei ed effettueranno il passaggio a Borgo San Sergio sia all'andata che al ritorno, mentre alcune corse della linea 27 da Muggia per Muggia Vecchia, ovvero quelle in partenza da Muggia alle 7.50, 10.15, 12.30, 14.10, 15.10, 17, 18 e 19.40 saranno deviate per strada per Lazzaretto, Lazzaretto, San Floriano. Il servizio serale delle linee A, B, C e D inizierà alle 20.30. Ancora, per quanto concerne la chiusura della galleria di Montebello, quella di Piazza Foraggi per intenderci meglio, questa settimana essa sarà effettuata nella notte fra giovedì e venerdì, per cui entreranno in vigore le modifiche al percorso di alcune linee già messe in atto da qualche settimana a questa parte. Allora, torniamo sul giornale, andiamo a vedere anche le notizie da Muggia. Approvato il rendiconto finanziario per l'esercizio 2025, poi anche sempre qui le novità per quanto riguarda la Baia di Sistiana, ne avevamo parlato ampiamente anche noi con il sindaco Gabrovez quando era ospite qui da noi. Ogni 50 minuti un bus tra Aurisina Cave e Baia per evitare il problema del parcheggio, che è sempre molto presente durante la stagione turistica, la stagione estiva, in particolare nella Baia di Sistiana. Vediamo anche il defibrillatore semiautomatico alla scuola Brunner in memoria di Cristian Sicignano, quindi questa iniziativa. Poi qui ci sono naturalmente anche le segnalazioni, ma andiamo a vedere, come abbiamo visto in prima pagina, per gli spettacoli. Allora, Feltrinelli, il rivoluzionario a fumetti, esce la graphic novel sulla vita dell'editore attivista, tavole firmate dall'illustratore pordenonese Davide Toffolo. I carnefici del Duce di Gobetti, le violenze rimosse dell'Italia, la presentazione sempre di un libro. E poi qui vi dicevo appunto gli spettacoli, Shakespeare e la scommessa dei teatri. Per la prima volta Romeo e Giulietta in versione opera lirica e prosa, grazie alla collaborazione tra Verdi e Rossini.
Rossetti, cast giovani e di talento. Qui vediamo tutta la recensione, ma l'avremo anche noi naturalmente oggi nel telegiornale a cura di Umberto Bosazzi. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città e anche per parlare appunto della manifestazione podistica sportiva oggi in Piazza Unità, dedicata tutta ai giovani e giovanissimi. Abbiamo al telefono il vice ispettore Lorenzo Catanzaro. Buongiorno. Buongiorno a lei dottoressa, a tutte le persone che sono in ascolto. Allora, diciamo, la serata e la nottata sono trascorse in maniera abbastanza tranquilla. Ci hanno tuttavia visti impegnati in alcuni interventi, sia dal punto di vista di incidenti, diciamo, che di interventi di routine. In prima serata, diciamo, un motorino è caduto autonomamente in via Giulia e ha coinvolto un altro veicolo che era fermo in sosta, con lievi danni ai veicoli, e comunque fortunatamente anche la conducente ha riportato praticamente danni quasi nulli e quindi non c'è stato neanche il soccorso sanitario. Nella serata siamo dovuti intervenire, come spesso accade, per le rimozioni relative al Teatro Rossetti, e invitiamo comunque l'utenza a fare molta attenzione, perché là purtroppo il camion del teatro che deve entrare e uscire ha bisogno che i divieti vengano rispettati, altrimenti rimane bloccato. In nottata siamo intervenuti in via Foschiati per una caduta in tonaci sul palazzo di Foschiati 2, dovrebbe essere quello di Donda per capirsi, in assistenza ai vigili del fuoco, e che diciamo, questa caduta di intonaci ha fatto anche dei lievi danni su dei veicoli. Comunque i vigili del fuoco hanno bonificato la facciata e sono stati contattati i proprietari delle macchine per gli eventuali danni. Nella mattinata abbiamo trovato, ci sono state segnalate delle recinzioni di cantiere, alcune rovesciate probabilmente dal vento, insomma, delle serate della notte. In particolare ce n'erano due sul cantiere che c'è in Viale Miramare dalle parti dell'intersezione di via Tasso, e in via Matteotti c'era una recinzione che è caduta nel buco stesso del cantiere. Per quel che riguarda la Spring Run di domenica 3 maggio, viste le molteplici richieste che anche qui noi riceviamo anche già adesso, al momento invito la gente ad andare a vedere sul sito del comune, dove è pubblicata l'ordinanza con tutte le chiusure e le deviazioni che ci saranno, e comunque avremo modo anche di parlarne nei prossimi giorni a grandi linee per le principali informazioni. Ricordo nei prossimi giorni, dal giorno 4 maggio al 28 maggio, la galleria Carso verrà chiusa in direzione Trieste, quindi questo da tenerlo come promemoria per i giorni a venire. Io avrei finito, ripasserei la linea e ci saranno i colleghi nel collegamento successivo magari per gli aggiornamenti. All'ora di pranzo, benissimo, grazie, allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie altrettanto, buona giornata. Grazie. Allora noi andiamo avanti ancora con la cronaca, l'attualità italiana, siamo sempre tra le pagine del Piccolo. Corteo a Roma per il 25 aprile a sparare un giovane ebreo, quando gli agenti l'hanno raggiunto ha confessato nel suo appartamento coltelli, pistole e munizioni. Vediamo ancora caso Minetti, dal Tribunale di Venezia il via libera all'adozione del bambino, la procura si attiva per verificare che l'ex consigliera regionale lombarda non abbia procedimenti aperti all'estero. Cure mediche prestate al Piccolo a Padova, nessuna richiesta ufficiale, il giallo delle visite. I dubbi sulla pratica, possibili procedure altamente irregolari, il reportage da Montevideo. Il ritratto dalla Caritas, una volontaria puntuale e positiva, questo è il racconto appunto della Caritas. Giuli manda gli ispettori alla Biennale, sotto indagine la partecipazione di Russia e Israele, ma anche la loro esclusione dai premi decisa dalla giuria. Il commissario UE non verrà, Zaia al fianco di Buttafuoco.
Colabianchi, odio a causa mia, Venezzi dica pure ciò che le pare, licenziamento della direttrice musicale della Fenice, replica il sovrintendente. Andiamo avanti, saltiamo alla pagina pubblicitaria, la guerra costa all'Europa 500 milioni ogni giorno, varato il nuovo quadro dedicato agli aiuti di Stato che affida l'azione ai governi, l'appello di von der Leyen alla cautela, che siano mirati e temporanei, questi dovrebbero essere appunto gli aiuti da parte dei governi. La telefonata di Putin a The Donald, colloquio di un'ora e mezza, lo zar dare una chance all'Iran e apre a una tregua con Kiev nel giorno della vittoria. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'FBI, Comey si consegna, la vendetta shock del tycoon. Dal MAS in Moldova, sostegno al paese. L'Ince e la sfida dell'integrazione europea. Il segretario generale dell'Ince, Franco Dalmas, ha incontrato a Chisinau il vice premier e ministro degli esteri Mikhail Popsoi. Nell'occasione Dalmas ha espresso il sostegno dell'Ince. Ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio appunto di questa missione in Moldova da parte dell'Ince, del segretariato che ha sede, lo sapete, qui a Trieste. Vediamo il servizio. Il sostegno al percorso di adesione della Moldova all'Unione Europea e il rafforzamento della cooperazione regionale, i temi al centro dell'incontro fra il segretario generale dell'iniziativa centroeuropea Franco Dalmas e il vice primo ministro e ministro degli affari esteri Mikhail Popsoi, svoltosi a Chisinau. L'incontro si è tenuto a breve distanza dalla visita di Popsoi a Trieste per il 30° anniversario del segretariato esecutivo dell'Ince. La sicurezza della Moldova è parte di quella europea. L'Ince sostiene il rafforzamento istituzionale e il percorso verso l'Unione, ha dichiarato Dalmas. Nel corso dell'incontro è stato riconosciuto il ruolo della leadership moldava con riferimento alla presidente Maia Sandu nel consolidamento della stabilità e del proseguimento delle riforme. Tra i principali temi affrontati il rafforzamento dello Stato di diritto anche attraverso il programma Falcone Borsellino, la gestione delle frontiere e il contrasto alla criminalità organizzata. Focus infine sulla cooperazione infrastrutturale, energia, trasporti, connettività digitale e servizi idrici, considerata prioritaria per crescita e integrazione europea. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Bentornati in diretta qui a Trieste, allora torniamo alla nostra rassegna stampa e andiamo a vedere la pagina dell'Istria, Quarnero e Dalmazia, Isola vara la tassa di soggiorno per le navi passeggeri in porto e poi Adriatico croato invaso dal pesce scorpione, arriverà in Quarnero, la specie aliena. Olio extravergine, Istria protagonista, italiani di Rovigno, Viviana Benussi confermata alla guida. Vediamo fumata nera sul presidente, il Kosovo torna alle urne per la pagina invece dei Balcani, poi convocato Sempio, si torna in Italia all'attualità e l'assassino di Chiara, questa l'accusa al 38enne amico del fratello della vittima, la procura di Pavia contesta anche le sevizie e i futili motivi, Stasi esce di scena, un colpo di scena insomma clamoroso. Avvelenate con la ricina, presto nuovi test, in un mese più di 100 persone interrogate in questura. E poi sequestrate casa e auto dell'amico di Elisa, il giallo della ragazza trovata morta nel Pavese. Vediamo maglia rosa griffata Friuli Venezia Giulia, il debutto in Bulgaria, un valore strategico. Il presentato nella capitale l'accordo di sponsorizzazione tra la regione e RCS. Il presidente Fedriga dice un acceleratore straordinario per il nostro turismo, il Giro d'Italia naturalmente. Promoturismo in volata, ma il Via 2027 da Trieste per ora finisce in stallo, questi gli scenari. Parliamo di Fincantieri, lavori notturni, Fincantieri va al TAR, Cisint ci chiedono $500.000, il nuovo contenzioso, richiesta danni al comune per la mancata deroga acustica. Non si sapeva e forse la notizia piomba in un momento scomodo a tutti, quando cioè il dialogo si sta riallacciando
negoziando tra Fincantieri e Comune, ma l'albo pretorio dell'ente parla e pur nella segretatura di prassi alla fine il fatto affiora. Il 12 marzo è stato notificato al Comune il ricorso promosso al TAR da Fincantieri per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi, e cioè che si avranno in futuro a causa del mancato rilascio della deroga acustica per i rumori notturni. Sicuramente ne parleremo ancora. Meloni il 6 maggio in Friuli, Fedriga riconoscimento alla storia di questa terra, con Mattarella la Premier sarà a Gemona per la seduta straordinaria del Consiglio regionale, manca soltanto l'ufficialità accanto al Presidente del Consiglio, è atteso pure l'arrivo del Ministro Giorgetti. Dopo l'atterraggio alla base di Rivolto le cariche dello Stato renderanno omaggio alle vittime del sisma di mezzo secolo fa. Gratitudine e ricordo nella celebrazione con il Cardinale Zuppi, ancora posti disponibili domenica alle 16 nell'area all'aperto dell'ex caserma Goi Pantanali, la messa, poi l'evento col presidente della CEI per riflettere sul passato e sul futuro. Andiamo ancora a vedere le notizie in primo piano dalla regione. Requisiti persi per le borse di studio, Ardis deve riscuotere 570.000 euro, la restituzione si potrà rateizzare in 18 mesi ma non per chi abbandona i corsi. Scusate, polemica in aula. Bullia non abbandona il patto, io eletto come indipendente, il botta e risposta con il segretario Moretuzzo. Insomma, continua questo litigio all'interno dell'aula del Consiglio regionale. Ieri ci siamo occupati, sempre per quanto riguarda il Consiglio regionale, della riunione della terza commissione sanità e della questione dei medici di base che potrebbero essere assunti appunto direttamente dalle regioni. C'è la bozza appunto per la legge nazionale, il governo licenzia una bozza di legge che prevede l'assunzione dei medici di base da parte delle regioni, quindi abbiamo raccolto le varie opinioni dei consiglieri regionali di maggioranza e opposizione. Vediamo. Credo che in questo momento abbia fatto bene il Ministro a preparare un testo su cui poter discutere tutti e poi vediamo cosa si riuscirà a trovare in questo equilibrio molto delicato su cui, come dire, si aprono questioni che da anni non venivano affrontate. Il presidente della Commissione Salute in Consiglio regionale Carlo Bolsonello di fatto sintetizza in questo modo gli umori che si registrano nel corridoio dei passi perduti di Piazza Oberdan in merito alla bozza preparata dal Ministero che consentirebbe alle regioni di assumere i medici di base. Una decisione che, a detta di molti, rappresenta il primo passo verso la soluzione di uno dei problemi che da tempo attanagliano la sanità pubblica nazionale. Credo che uno dei segni maggiori della crisi anche del sistema sanitario in Friuli Venezia Giulia sia stato proprio l'impossibilità per molti di trovare un medico di base, come si diceva un tempo, in sostituzione di quello che magari era andato in pensione. I consiglieri di centrodestra, unanimi nell'approvare la ratio della bozza ministeriale, ricordano l'impegno della Giunta per affrontare il problema e, attendendo di conoscere al meglio i contenuti del provvedimento, sottolineano ulteriormente la necessità di affrontare una realtà problematica. Qualunque modo che ci sia per dare una risposta concreta al territorio, soprattutto a quello sanitario, ben vengano le scelte che la Regione possa, assorbire persone di queste grandi capacità necessarie oggi più che mai per la nostra comunità. Non so se questa è la soluzione migliore, però io invito appunto i tecnici a analizzare tutte le proposte. Se questa è una proposta che può fare meglio, può essere più capillare il servizio dei medici di base, può aiutare anche loro a fare il lavoro in maniera più efficiente ed efficace, perché no, anzi sarebbe una soluzione che potrebbe essere percorribile. Dall'opposizione c'è più cautela. Russo sembra in qualche modo non tanto dettare una linea, quanto piuttosto voler ricordare che, a suo dire, la Regione non avrebbe dimostrato eccessiva velocità nei confronti della questione. Oggi va aperto un tavolo con la categoria dei medici di medicina generale e trovare una soluzione sarebbe sempre troppo tardi, perché la Regione ha aspettato fin troppo tempo. Noi vogliamo prima vedere che cos'è la bozza di questo progetto, come l'hanno così ideata e immaginata, e poi dopo faremo ovviamente noi le nostre valutazioni. Ovviamente noi, non essendo in maggioranza, non è in mano nostra la possibilità di fare la legge. Certo, per noi
è chiaro, lo diciamo con chiarezza, insomma l'abbiamo detto più volte, come forza politica non abbiamo escluso questa possibilità. Allora, torniamo a leggere il giornale, andiamo alla pagina di Gorizia. È stata definita la mappa di gusti di frontiera, un evento che attira sempre molte persone anche da Trieste. Niente Transalpina e Borgo Castello. Il comune è in contatto con il sindaco Turel di Nova Gorizia per decidere l'apporto appunto della vicina città. Tutto il centro sarà interessato e qui vediamo la mappa proprio dei vari borghi, dei gusti, dei sapori. Serata glamour per il ritorno di Miranda, negozi in rosso e spettatori sul red carpet, il diavolo veste Prada 2. È piaciuta alla gente l'idea di sfilare ieri sera prima della proiezione del film. Mediazioni camerali in aumento del 10%, i problemi condominiali passano da qui. Il responsabile Vincis: quando si supera il primo incontro la possibilità di trovare un accordo oscilla fra il 30 e il 40%. Vediamo ancora sempre la cronaca di Gorizia, ci suggerisce anche questa particolarità: strisce rifatte sopra le buche, i residenti dicono incomprensibile. La situazione peggiore in piazza Battisti e in via Bellini, dove ci sono vere e proprie voragini. Traini, lavori eseguiti con i piedi, dice il presidente dei commercianti. Poi il comune a breve nuove asfaltature. Il parcheggio a 2 piani senza segnali di disco orario, il caso appunto, ne avevamo parlato anche noi dell'inaugurazione di questo nuovo parcheggio a Gorizia. Andiamo a vedere la pagina di Monfalcone, anche qui appunto si trova la notizia dei lavori notturni, Fincantieri ricorre al TAR, Cisint ci chiedono $500.000 e poi una questione molto tecnica: non influirà sul dialogo in atto, dice l'eurodeputata, l'amministrazione ha agito correttamente ma rispetto le loro decisioni. Qui vediamo Garritani da assessore all'ufficio legale auspica un accordo extragiudiziario. Il conte Valentinis torna in Porticciolo, inaugurata la statua vicino al suo canale, l'omaggio all'uomo che a inizio Novecento portò il mare dentro la città, contribuendo in modo decisivo al suo sviluppo. Qui vediamo appunto la statua inaugurata ieri a Monfalcone. Bici senza luci o sulle strisce, 40 multe in pochi giorni. Pronta la rotatoria di San Pier di Sonzo, ora l'incrocio è più sicuro. Qui vediamo anche l'assessore Amirante all'inaugurazione di questa nuova rotatoria. Vediamo ancora notizie dall'Isontino: sfida Viola Burnic alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si vota a Villesse. Poi ancora il caso di cronaca che abbiamo trattato anche noi con un servizio. A Grado, smantellata dai carabinieri a Grado la rete che gestiva lo smercio di droga, morì per overdose, arrestato lo spacciatore. Un 35enne finito in carcere per il decesso di 2 anni fa nell'isola e 5 denunciati. Gli ordini arrivavano anche su Telegram. Allora, rivediamo insieme il nostro servizio. Un 35enne residente a Grado è stato arrestato lo scorso 10 dicembre nell'ambito di un'operazione condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Gorizia, a seguito della quale altre 5 persone sono state deferite a piede libero. L'uomo deve rispondere di un totale di 12 capi di imputazioni, reati di estrema gravità. L'indagine si è sviluppata in seguito al ritrovamento nel giugno del 2024 del cadavere di un 43enne, il cui decesso era stato causato da un'overdose di eroina combinata con il consumo di cocaina ed alcol. Analizzando meticolosamente i dispositivi digitali della vittima, in particolare la corrispondenza WhatsApp, i carabinieri sono risaliti ai contatti serrati dal linguaggio criptico ma decifrabile con la persona poi arrestata. L'indagine ha assunto, a partire dai primi mesi del 2025, una portata vasta e strutturata, che ha monitorato i contatti fra l'allora ancora solo indagato e numerosi clienti, svelando il gergo alla base dei contatti, ma anche il modus operandi grazie ad appostamenti e pedinamenti. Il sistema di spaccio era gestito direttamente dal 35enne dal proprio domicilio. Una busta di plastica appesa al cancelletto della sua abitazione fungeva da sportello clandestino. L'acquirente arrivava, infilava la mano nella busta e ritirava lo stupefacente. Per rifornirsi della droga, l'uomo aveva ideato una serie di modalità particolari.
Parte dello stupefacente arrivava attraverso viaggi programmati verso stazioni ferroviarie, altre volte si rivolgeva a complici che fungevano da autisti, persino di corrieri professionali ignari del contenuto dei pacchi. Inoltre il 35enne utilizzava Telegram, anche in questo caso attraverso un linguaggio cifrato. Un coetaneo dell'arrestato è stato identificato quale anello cruciale del traffico e spesso egli recuperava la droga presso i fornitori in cambio di una sorta di mancia monetaria. Anche la fidanzata dell'arrestato risultava coinvolta. I militari l'hanno infatti sorpresa mentre nascondeva in bocca dosi di eroina. Altri sequestri hanno riguardato stupefacenti occultati all'interno delle autovetture. Oltre all'hashish e all'eroina sono stati recuperati metadone, MDMA e dosi della droga dello stupro, bilancini, strumenti di precisione e ingenti somme di denaro in contanti. La procura di Gorizia, titolare dell'indagine, ha ritenuto necessario l'arresto non solo alla luce dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, ma anche perché era emerso un inquietante pericolo di fuga, oltre alla reiterazione del reato. L'uomo infatti aveva intenzione di lasciare il nostro paese per il Sud America. Allora, questa è l'operazione appunto dei carabinieri. Torniamo alla cronaca, sempre sul giornale, nella pagina isontina. Quadro elettrico in corto, elettricista di 64 anni ustionato mentre lavora, è successo sempre a Grado a Punta Spin, poi 80 mini calciatori sul campo della Schiusa. Ma tornando proprio alle notizie di cronaca, vediamo che Trieste Prima dà conto di questo imbrattamento, viale Martiri delle Foibe, imbrattata, vandalizzata la targa San Giusto, quindi con questa scritta al posto di Foibe e Fogne. Ne abbiamo parlato anche noi, sentendo anche il primo firmatario di una nota, di una dura nota di condanna di questo gesto da parte dei capigruppo dell'area di centrodestra in Consiglio Comunale. Allora, rivediamo insieme il servizio. Abbiamo ritenuto, anche con i colleghi capigruppo di maggioranza, di esprimere il nostro più fermo sdegno e la condanna assoluta a questo atto, che direi è un atto ignobile, nel danneggiamento e l'imbrattamento della targa a San Giusto che ricorda i martiri delle Foibe. Così Alberto Polacco condanna l'imbrattamento della targa toponomastica che indica il viale dei martiri delle Foibe a San Giusto. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, appena preso dell'atto vandalico, ha scritto una dura nota siglata anche dagli esponenti degli altri partiti della maggioranza, Medau per Fratelli d'Italia, Bernobic per la Lega e Cason per Idea Giuliana. È grave il gesto in una città che è la capitale dell'esodo, la capitale del dramma, delle foibe, e che ha visto in prima persona la sofferenza di tutte queste nostre persone che poi hanno trovato rifugio a Trieste, e noi abbiamo visto anche quello che è stato gli esiti della Seconda Guerra Mondiale, un territorio perso, e tutti i drammi che oggi con grande fatica siamo riusciti a portare come bagaglio culturale della nazione. Ricordo tutti il giorno del ricordo. Quindi questi gesti non passano, non passeranno, saranno sempre condannati. E aggiungo anche una cosa, perché siamo a ridosso del 1° maggio, a Trieste il 1° maggio certamente la festa del lavoro, ma ricorda anche l'inizio dell'occupazione delle truppe di Tito e quindi tutto ciò che ne è conseguito. Io spero di non vedere nel corteo, come purtroppo si è verificato negli scorsi anni, persone con gli effigi del nonno Costantino, perché sarebbe anche in questo caso un ennesimo sfregio alla memoria della nostra città. Allora, restiamo su Trieste Prima per questa notizia che abbiamo seguito anche noi. La sospensione di Schengen è una scelta inutile e dannosa per tutti, hanno detto ieri i sindacati di confine tra appunto Italia e Slovenia. I sindacati appunto riuniti in una sorta di consiglio sindacale transfrontaliero, così si chiama appunto il CSI. Noi abbiamo seguito questa riunione che ormai dura da 26 anni, dall'inizio appunto degli anni 2000, allora rivediamo insieme il servizio. La collaborazione di confine fra Italia e Slovenia è un esempio per il mondo. Dopo anni di sciagure della guerra si è ricostruito un rapporto disteso di cooperazione. Credo che questo, in un mondo attuale dove le guerre e le oppressioni sono aumentate a dismisura, credo che questo sia un esempio, pertanto chiediamo pace. La seconda cosa che chiediamo è quello che fra Italia e Slovenia ci sia una collaborazione affinché i sindaci di Trieste e Capodistria si incontrino e cerchino di copiare la buona pratica che è stata fatta a Gorizia e Nova Gorizia
per quanto riguarda il GEC e le occasioni di sviluppo. Da un lato i temi della pace, del lavoro dignitoso e del salario adeguato per tutti, dall'altro i problemi locali come la disparità di trattamento tra lavoratori frontalieri, circa 15.000 nella fascia confinaria triestina, o la prolungata sospensione del trattato di Schengen, misura definita costosa, inutile e puramente propagandistica. Sono tante le tematiche che accomunano l'azione dei sindacati italiani e sloveni che oggi si sono incontrati al confine di Rabuiese, come accade ormai da 26 anni, nello spirito della collaborazione transfrontaliera in vista del 1° maggio. Gli incontri sono sempre importanti, noi abbiamo la necessità di creare una rete europea di sindacati che riescano nel tempo a realizzare contrattazioni nazionali europee che siano più favorevoli ai lavoratori, soprattutto quelli italiani, dove abbiamo i salari più bassi in tutta Europa. Difficoltà dei lavoratori che stanno da un confine all'altro a passare a lavorare da un paese all'altro, quindi i temi sono sempre gli stessi, sono i limiti che vengono posti e che non sono irrisolti e continuano ad essere irrisolti, quindi il tema è continuare a battere su queste partite. Temi che riguardano i lavoratori transfrontalieri, sia italiani e sloveni, che passano il confine, ce ne sono 15.000 che passano da questo confine, che vengono discriminati perché non vengono applicati i diritti che la comunità europea impone. Questo è un impegno continuo, qualche risultato l'abbiamo anche ottenuto, c'è stato il riconoscimento dell'assegno unico per i lavoratori transfrontalieri, dobbiamo continuare su questa strada. Allora, vediamo la pagina sportiva del Piccolo, ne abbiamo parlato anche noi ieri nel telegiornale. Pallacanestro Trieste, caos sul futuro del Pala Rubini. Il Comune congela 342.000 euro di contributo per presunte inadempienze del club. Il 30 giugno scade la concessione. Si addensano quindi nubi sul rapporto tra Pallacanestro Trieste e Comune di Trieste, con al centro della contesa la gestione del Pala Rubini. Quello che doveva essere un percorso condiviso verso il rinnovo della concessione si sta trasformando in un braccio di ferro che rischia di lasciare la squadra senza una casa. Il Comune con una patata bollente tra le mani. Il cuore del problema risiede nei termini dell'attuale concessione in scadenza il 30 giugno prossimo. Secondo gli accordi, la società avrebbe dovuto presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica corredato da un piano finanziario per la gestione della stagione sportiva 26-27, un documento che tuttavia non è mai stato consegnato. La versione di Pallacanestro Trieste sul punto è netta. L'impossibilità di procedere dipenderebbe dalla mancata ricezione di documenti tecnici fondamentali richiesti agli uffici comunali, senza i quali sarebbe stato impossibile redigere un piano preciso e professionale. La reazione del municipio non si è fatta attendere, ha colpito direttamente il portafoglio della società. Il Comune considera il club inadempiente rispetto ai termini, ha deciso di negare il contributo previsto per il 2025, una cifra pari a 342.000 euro. Questa è insomma la querelle che seguiremo sicuramente anche noi. Si discute in Senato un decreto legge che istituirà una giornata dedicata alla memoria dei giornalisti morti nell'adempimento della propria professione. Roberto Menia, non senza commozione, durante il proprio intervento ha ricordato ieri la figura di Almerigo Grills. Vediamo. Durante la discussione in Senato in merito al disegno di legge per istituire una giornata in ricordo dei giornalisti uccisi nello svolgimento del proprio lavoro, il senatore Roberto Menia ha ricordato la figura di Almerigo Grills, scomparso in Mozambico nel maggio del 1987. Me lo ricordo ancora quel giorno. Me lo ricordo e ricordo come tutta una comunità fu ferita. Perché era un ragazzo coraggioso, straordinario. Menia si è soffermato anche sugli altri giornalisti triestini uccisi mentre erano intenti a svolgere il proprio lavoro. Ricordo i ragazzi di Mostar, ricordo benissimo. Ricordo Lucchetta, che conoscevo bene, era nato a Tele4. Lucchetta, Ota ed Angelo, il trio che morì a Mostar quando raccontavano la storia dei bambini uccisi dalla guerra, li colpì un razzo. E poi morì Miran Hrovatin assieme a Ilaria Alpi a Mogadiscio. Ma Menia ha anche raccontato l'ostracismo cui Grills è andato incontro. L'Ordine dei giornalisti di Trieste pose una lapide per ricordare i giornalisti uccisi.
In questa lapide c'erano Lucchetta, Ota, D'Angelo, Crovatin, ma Amerigo Grills era sparito, perché non andava bene ricordare un fascista. Vedete l'ingiustizia. Eppure era andato in tutte le zone del mondo. In coda, l'esponente di Fratelli d'Italia ha chiuso ricordando l'intitolazione di una via alla figura di Grills, resa possibile quando lo stesso Megna era assessore alla cultura del comune di Trieste. E fece intitolare una via ad Amerigo Grills. Erano passati 15 anni. Oggi quando tu entri a Trieste, alla fine del lungomare trovi Amerigo Grills, giornalista. Allora, torniamo ancora per qualche minuto sulle notizie del piccolo, a cominciare dalla cabinovia, quindi vediamo che c'è stato il primo passo verso la sentenza. Ieri il TAR del Lazio ha mandato in decisione il reclamo del comitato contro i fondi stanziati da Salvini. Il verdetto è atteso a settimane. In bilico ci sono i 48,8 milioni erogati dal Ministero dopo il no del PNRR e la cessione a Padova. Quindi ieri è stato deciso il TAR del Lazio di mandare in decisione appunto il ricorso presentato dal comitato No Ovovia contro Matteo Salvini e il comune di Trieste, chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale che convertiva appunto i 48,8 milioni persi dal PNRR in risorse statali, a oggi unica fonte di finanziamento della cabinovia. Ieri c'è stato, l'abbiamo visto, anche il consiglio comunale, il Novax Rossi ha cambiato simbolo, mentre l'ex Fratelli d'Italia Porro è restato nel misto, nel gruppo misto. Futuro Nazionale al debutto in Consiglio Comunale con i Vannacciani divisi e sul bilancio è già polemica. L'ingresso in aula del generale Vannacci, duri attacchi al bilancio, i proclami mancati e la iozza nella galleria di Montebello, nel giorno in cui il TAR del Lazio manda in decisione il ricorso del comitato Nuovovia. Appunto si è svolto questo consiglio comunale che torna a riunirsi e approva il rendiconto di esercizio del 2025, un documento dovuto che consente però alle opposizioni di mettere in fila tutte le criticità dell'ultimo quinquennio di Roberto Di Piazza. Prima però le commemorazioni e le comunicazioni politiche. Il presidente dell'Aula Francesco Panteca ricorda commosso Sergio Pacor. Ugo Rossi, l'antisistema, cambia ufficialmente il nome del suo gruppo da Insieme Liberi a Futuro Nazionale, aprendo le porte del Consiglio Comunale di Trieste al sovranismo di Roberto Vannacci. Il Novax cambia dunque casacca, lo fa un'altra volta, questa con una decisa sterzata verso la destra pura e identitaria. Sembrava ieri vederlo schierarsi per i diritti e contro gli estremismi, e poi eccolo lì ieri sera ad avventurarsi in uno stravagante comizio pro-Russia, anti-vaccini, qui zero novità, contro le fantomatiche teorie gender e la comunità LGBTQ+, e i cittadini stranieri e via dicendo. Indignate le reazioni a sinistra. Qui vediamo appunto proprio l'intervento del consigliere Novax Ugo Rossi al debutto con Futuro Nazionale. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, fra poco ci sarà con noi Marco Rossetti Kosulic del Partito Democratico. Tornati in diretta, allora siamo in compagnia, lo salutiamo subito, della Presidente della quarta circoscrizione, Marco Rossetti Kosulic. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie di essere qui con noi questa mattina. Allora stavamo commentando fuori onda i titoli dei giornali, no? Oggi campeggia questa novità sulla cabinovia, una decisione verrà presa insomma nelle prossime settimane da parte del TAR, ma insomma è già stato in qualche modo accolto, no? Il ricorso è mandato proprio in decisione, così è il termine giuridico credo corretto, sulla destinazione dei fondi da parte del Ministero. Trasformazione in fondi statali, quelli che dovevano essere dei fondi del PNRR, che poi lo sappiamo insomma sono stati persi e dirottati a Padova, no? Per realizzare un'altra opera pubblica di utilità per la viabilità cittadina. Allora una vicenda che non si chiude, questa della cabinovia.
non si chiude, ma forse si appresta a chiudersi. Forse si appresta a chiudersi. Come ha detto giustamente lei, i fondi reali sono stati persi all'inizio, quindi purtroppo c'è stato un errore iniziale di progettazione, di visione, perché bastava leggere quali erano i vincoli del progetto PNRR che si poteva vedere che non si poteva andare a toccare una zona naturale come quella del Bosco Bazzoni, che per l'appunto sarebbe stato fortemente, o potrebbe essere fortemente impattato da quest'opera. Quindi già questo purtroppo dimostra la mancanza di forse anche capacità, mi verrebbe da dire, dell'amministrazione, perché insomma siamo uno dei pochi comuni d'Italia che non è riuscito a prendere fondi da questo PNRR, tralasciando un commento che ne avevamo anche presi pochi. La città di Brescia aveva preso 123 milioni contro i nostri 48-49, adesso non ne ricordo più nemmeno, quindi si poteva anche forse essere più ambiziosi sulla progettazione e cercare di prendere qualche soldo in più, ma tra l'altro poi procedi e fai una gara per assegnarti i fondi senza vedere che questi fondi li avresti persi, perché era chiarissimo che non si poteva presentare un progetto che avrebbe avuto un impatto su un'area naturale come quello che aveva il progetto, e quindi c'è stata questa rincorsa sui soldi che purtroppo, e forse anzi aggiungo io per fortuna in verità, sta avendo questo triste epilogo che nel frattempo però ha comportato una perdita enorme di tempo per i triestini, una perdita di risorse, perché poi ricordiamoci tutte le progettazioni di stazioni, progetti eccetera eccetera che sono stati già pagati e non poco, e poi arriverà anche probabilmente un'avvertenza contro la Leitner e ci sarà probabilmente anche una causa da questo punto di vista qua, ma mi chiedo chi pagherà tutto questo? Probabilmente noi. Il grosso problema che forse, anzi la cosa buona è che forse è meglio disfarci adesso di quest'opera e sacrificare che tenerci un'opera che dopo si sarebbe risultata estremamente costosa sulla città, perché l'Ovovia, o la cabinovia come vogliamo chiamarla, se dovesse realizzarsi richiederebbe 3.600.000 passeggeri per essere sostenibile economicamente. Quindi dobbiamo immaginare praticamente che tutto il milione di turisti che visita la nostra città annualmente prenda la cabinovia, tutti quanti, almeno una volta quando vengono a Trieste, e tutta la popolazione triestina, quasi 200.000 abitanti, lo prendono almeno 16 volte all'anno. È come prendere questo studio, dottoressa Buccarella, e dire facciamo un ristorante ma ci servono 100 coperti. Qua 100 coperti non ci stanno, se ne stanno forse 10, forse 15. E quindi è proprio un errore secondo me di progettazione iniziale che un pochettino anche mi sorprende che venga dal nostro sindaco, che sicuramente, come si suol dire, le orecchie da mercante le ha sempre avute, e su questa opera qua è stato assolutamente miope, perché non si è nemmeno voluto confrontare sulla cittadinanza, che ha più volte chiesto anche un referendum per potersi esprimere sull'utilità dell'opera. Anche questo sarebbe stato sicuramente un modo per far tacere in un modo o nell'altro le situazioni, perché convocavi questo referendum, se eri convinto così tanto dell'opera, si era convinti dell'opera, si andava a votare, si vedeva cosa pensavano i cittadini, e se effettivamente, come anche sostiene ogni tanto il sindaco, che i cittadini gli chiedono l'opera, a quel punto avrebbe avuto realmente un mandato popolare e forse avrebbe avuto più sostegno anche dai suoi nei confronti di quest'opera, sostegno da parte dei suoi, che anche questo sembrerebbe che cominci a vacillare, perché si sono moltiplicate le dichiarazioni dei membri della maggioranza in cui dicono forse è meglio fare qualche passo indietro e accorgersi. Però nel frattempo il grande sconfitto è la città di Trieste, che non vedrà soldi del PNRR, ha visto progettazioni e tempo perso da parte degli uffici, energie e risorse in vari termini perse per la progettazione di un'opera che probabilmente non avrà fine, e perso un'occasione per poter veramente toccare con mano la mobilità della città, che vediamo che per fortuna insomma sta vivendo un momento di difficoltà con la crescita del turismo, e si poteva dare una risposta. A me piaceva personalmente tutto quel progetto della metropolitana leggera che poteva partire da Muggia, o addirittura comunque almeno da Valmaura si parlava, fino a Barcola, e poi abbiamo anche già delle linee sotterranee in cui passano dei treni merci che potevano essere con ambizione e capacità progettuale anche trasformate in linee di trasporto passeggeri, e sarebbe stata sicuramente una soluzione
più adatta alle richieste dei fondi PNRR, tra l'altro molto simile a quello che sta facendo per l'appunto Brescia con i 123 passa milioni che è riuscita a prendere. Che ha effettivamente una metropolitana, no? Di nuova realizzazione. Allora, citato giustamente i turisti, fra l'altro c'è anche l'articolo, l'abbiamo visto scorrendo appunto nelle pagine della rassegna stampa, ci sono i turisti ma non si trovano camerieri, insomma una presenza che è in crescita e molto positiva per la città, per tutto quello che porta in termini di economia, di denaro e anche di vitalità, però porta anche dei problemi. Quello del non trovare camerieri, cuochi e pasticceri non è l'unico, citava quello dei parcheggi, no? Che è abbastanza cronico, e della viabilità in generale, e che impatta abbastanza sulla quarta circoscrizione, che è quella più centrale. Certamente impatta moltissimo. Come diceva giustamente, insomma, il fenomeno del turismo è un fenomeno più che benvenuto, anche se questo deve essere governato in un determinato modo, e il fenomeno dei parcheggi assolutamente è uno delle cose da governare al modo migliore. Purtroppo adesso vediamo il centro invaso dalle auto straniere. Il nostro turismo è un turismo prevalentemente anche di frontiera, quindi abbiamo tanti turisti che arrivano con le famiglie in auto e cercano parcheggio, e spesso e volentieri dove cercano parcheggio in centro città. È famosissimo il caso del parcheggio del Parco San Giusto, dove praticamente via del Teatro Romano, una delle due corsie, è praticamente adibita solamente a fila per il parcheggio del Teatro Romano. E tra l'altro ancora di più un comune che adesso concorda con il gestore Sabba dei parcheggi delle scontistiche per i turisti che vengono in città sui parcheggi. Onestamente io avrei invertito la posizione, avrei fatto delle scontistiche per i residenti, e mentre i turisti possono innanzitutto permettersi di pagare il parcheggio a pieno prezzo, ma magari invece cercare di fare delle convenzioni per i turisti nei parcheggi ai confini della città, come ogni pianificazione territoriale e urbanistica delle città turistiche prevede. Dovevano essere fatti, e devono, ma continuano anche a citarli e insomma ad annunciarli, dei parcheggi ai confini della città, in particolare zona stazione, Silos e tutta quella zona lì, e zona Campomarzio. Ai tempi delle campagne del 2021, per le elezioni del 2021, il sindaco aveva promesso che avrebbe fatto nell'ex mercato ortofrutticolo un parcheggio multipiano da centinaia di posti. Proposta che io assolutamente condivido e rilancio. Potrebbe essere poi pensato ovviamente sul tetto una zona all'aperto, come il giardino Leonor Fini, quindi con parchi, una zona verde con qualche gioco per i bambini, ma sicuramente là è un posto corretto per poter mettere dei parcheggi. Abbiamo la fortuna di avere un trasporto pubblico locale che funziona in maniera eccellente. La nostra città è molto bella da camminare, quindi se una persona parte da Campomarzio si fa un pezzo di rive e in 10-15 minuti massimo è in centro città e si può godere tutte le attrazioni della nostra città, quindi assolutamente è richiesta ed è necessaria una progettazione di questo genere. Dispiace vedere che questi progetti non hanno adesso nemmeno un arco temporale realistico di realizzazione, anzi continuano ad arrivare nuove progettazioni. A un certo punto il mercato ortofrutticolo doveva diventare una spa, poi è venuto fuori il progetto del parcheggio interrato di fronte alla stazione marittima, che per me personalmente sarebbe una follia, perché si replicherebbe il fenomeno che sta succedendo adesso in Parco San Giusto, cioè le rive diventerebbero una fila, una della corsia di rive sarebbe adibita a fare la fila per il parcheggio di fronte a Piazza Unità, ma i parcheggi devono stare lontani, ai confini del centro, non di fronte al centro in Piazza Unità, senza poi nominare che il parcheggio sotterraneo sarebbe sicuramente più oneroso, più costoso. Adesso ci sono le navi da crociera, quindi con tutti gli autobus, e voglio vedere come convivono l'entrata e l'uscita di migliaia di passeggeri che in una giornata imbarcano e sbarcano dalla nave, con le ruspe e tutti i pullman eccetera eccetera.
e per lo più ci sono anche là invece i fondi del PNRR che sono riusciti a prendere l'autorità portuale con l'ex presidente Zeno D'Agostino per il cold ironing, che è per l'appunto questo allacciamento alla rete elettrica della città, quindi quando la nave dovrebbe ormeggiare alla stazione marittima si dovrebbe attaccare alla corrente cittadina spegnendo i motori, diminuendo in maniera sensibile le emissioni inquinanti certo. che sono ovviamente, avendo l'ormeggio in Piazza Unità, impattano assolutamente in tutto il centro cittadino. Allora, abbiamo una telefonata in arrivo, sentiamola. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno a lei, al suo ospite Franco. Franco, buongiorno. Io penso che con Emovia avete fatto un grandissimo torto al sindaco di Piazza, perché era più altro un prodotto a uso personale per sentirsi più vicini a Dio. La ringrazio, buona giornata. Vabbè, era una battuta, insomma. Va bene, grazie Franco. In questo dibattito ormai infinito, no? Lo diciamo, però vediamo. Forse insomma, è finito fra un poco, purtroppo. Lo dicevamo prima, purtroppo non bene per l'opera, no? Sì, non bene per l'opera, non bene per la città, per il tempo e le risorse sprecate. nel cercare di inseguire un'opera che già dalla mancata attribuzione dei fondi PNR, dal mancato confronto popolare, si è vista zoppicare dal primo giorno. Allora, vediamo che Roberto ci scrive: è chiaro che l'unico scopo certo dell'Ovovia sta nella megalomania e quindi una torre di Babele per i posteri, questo ritiene Roberto. Invece Igor interviene sul fatto di cui parlavamo adesso, del lavoro, abbiamo visto l'articolo appunto sul piccolo, i camerieri che non si trovano eccetera. Il lavoro deve essere di qualità, fare da servi ai turisti in orari impossibili, rinunciare alla propria vita privata non è il massimo. Trieste ha bisogno di industria di alta qualità e basso impatto ambientale, magari utilizzando il punto franco, altro che servi dei turisti, servi ovviamente tra virgolette, no? Con tutto il rispetto insomma, per queste professioni, però era per esprimere proprio il concetto del lavoro di qualità, anche poi ovviamente gli orari impossibili, la vita privata che viene praticamente azzerata. Beh, concetto assolutamente condivisibile. Purtroppo sappiamo che e questo è uno dei problemi del turismo, perché un turismo, e questo è un poco il trend che sta cercando di diventare anche tutto il nostro paese, quando si spinge tanto sull'economia turistica, l'economia turistica è un'economia a bassa formazione professionale che purtroppo non promuove lavori di qualità, non promuove lavori di alta formazione e di conseguenza sono lavori spesso stagionali in cui c'è un ricambio continuo che sicuramente va bene, può aiutare soprattutto anche magari le categorie giovani. Io stesso ho fatto il cameriere per tanti anni durante i miei periodi di studi per esempio, ma deve essere anche anche questo lavoro qua, soprattutto se si vuole creare una classe di lavoratori del mondo della ristorazione degna di questo nome e che abbia per l'appunto una certa stabilità, bisogna creare le condizioni sia per il datore di lavoro, e penso al costo del lavoro, al costo della nostra pressione fiscale, alla nostra vischiosità burocratica, che per il lavoratore, e penso per esempio al salario minimo, che è una battaglia che in Italia si combatte da tanto tempo, che non trova ancora la soluzione, che sicuramente è una battaglia di dignità che aiuterebbe anche in questo caso questi lavori che probabilmente sono un poco attrattivi a diventarlo un pochettino di più. Allora, un'altra telefonata subito, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Luigi, buongiorno. Allora, vogliamo parlare del ponte di Brooklyn, delle Campanelle? Campanelle, sì. Sì, ecco. Allora, dato che io questa idea l'ho data anche all'assessore Rossi ieri, no? E non mi ha risposto. Ecco, adesso gliela faccio a lei che è di sinistra, Partito Democratico, no? Ecco. Per dare un segnale che la regione è vicino ai residenti delle Campanelle, no? Ecco, dato che ci vogliono 3 mesi, 6 mesi, 1 anno per poter ultimare questo ponte di Brooklyn delle Campanelle, no? Ecco, esentate i residenti delle Campanelle delle utenze, no? Acqua, luce, gas, gli date un segnale, no? Che la regione è vicino a loro, ecco, e così la gente insomma può
sdrammatizzare e attendere l'ultimare del ponte di Brooklyn, no? Non è una buona idea, consigliere? Grazie, no? grazie Luigi. Salve. Questo è il suggerimento del nostro telespettatore, una provocazione, Certo. però insomma, Lo ringrazio. che pone il faro sul problema del ponte di Campanelle che perdura. Assolutamente, lo ringrazio e lo capisco perfettamente. Noi in quarta circoscrizione, Campanelle non è la nostra zona di competenza, ma sicuramente passerò questo suo messaggio ai consiglieri di competenza e ai consiglieri comunali e lo capisco assolutamente, perché noi in quarta circoscrizione abbiamo anche noi una lunga storia con un ponte. Parlo del Ponte Rosso, Ponte Verde, che è il ponte che praticamente è alla fine del canale nostro di Piazza Ponte Rosso per l'appunto, che abbiamo cercato, che ha bisogno assolutamente di essere rifatto perché i tir non possono più passarci per una questione di tenuta e come tutti i triestini purtroppo avranno visto, anche qui la progettazione è stata assolutamente zoppicante, perché inizialmente si è pensato di svuotare il canale, missione fallita, e adesso invece ripartono i lavori utilizzando un altro metodo, che quindi ha visto 2 anni di rallentamenti, ancora adesso la risoluzione del problema che non c'è, soldi sprecati, risorse sprecate, e purtroppo non è una novità anche da questo punto di vista. Porto un ulteriore mio esempio personale: il centro civico di Via Locri è chiuso da dicembre scorso, doveva essere riaperto a febbraio, dove c'è anche la sede della quarta circoscrizione, e ancora adesso noi non siamo potuti rientrare nella nostra sede, e questo comporta che la quarta circoscrizione si deve riunire o nella sede della terza o nella sede della settima circoscrizione fuori dal suo territorio di competenza, quindi rendendo più difficile la partecipazione dei cittadini che sono interessati. Ovviamente tutte le nostre sedute sono pubbliche e magari qualcuno è interessato a partecipare, ma non siamo nemmeno nel nostro territorio di competenza, nonostante le ripetute richieste da parte di sottoscritto di trovare una sede adatta all'interno del nostro territorio di competenza, essendo noi un ente locale, territorialmente circoscritto. Il nostro lavoro è proprio lavorare sul territorio. Ancora non abbiamo ricevuto risposte in tal senso e continuiamo a doverci riunire fuori dal nostro territorio di competenza, perché i lavori non sono compresi. Quindi, signor Luigi, la capisco, abbiate pazienza, amici di Campanelle, e speriamo che questa soluzione arrivi, di questo ponte di Brooklyn, arrivi il prima possibile. Io ovviamente passerò il messaggio ai miei colleghi. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Maurizio, dottoressa Bucarella. Buongiorno. Ecco. Allora, io ho la brutta abitudine di guardare e di pensare, ecco, cosa che attualmente non si fa più tanto. Allora, se torniamo sul ponte di Campanelle, allora, prima sull'Ovovia avevo già detto che ci sarebbero stati dei problemi con la ditta, quella Leitner, e chi c'era era della destra quel giorno, ma non ha importanza destra o sinistra, ha detto no, è tutto previsto, anche gli eventuali annullamenti o altro, cosa che non sarà così, perché uno che deve mangiarsi 63 milioni non li molla facilmente. Prima cosa, il ponte di Campanelle, e avevo già detto quello che c'era da fare, e adesso che non è stato fatto da parte dei cittadini, adesso ci troviamo davanti a un bivio. Ragioniamo così: il ponte verrà rifatto completamente, tutto, totalmente, e le spiego perché. Viene fatta una perizia in cui si decide se il ponte è solido o non è solido. Facciamo un'ipotesi stupida, mettiamo fuori che il ponte è solido. Bastava fare una ringhiera di 6 metri e noi abbiamo tenuto fermo tutto per mesi per una ringhiera. Per cui diranno: il ponte è vecchio, meglio essere sicuri, meglio farlo nuovo, e verrà fatto nuovo, molto facile. E qua viene il bello. Ieri hanno parlato di 3 mesi. Ve la ricordate la galleria di Montebello? Certo. Verrà chiusa per un mese, un anno e mezzo. 100 giorni. Allora, più di un anno, sì, è vero, 400 giorni da 40, sì, più o meno. Dottoressa, era uno di quei disgraziati che si faceva il giro regolarmente, ma lo faccio volentieri se serve a qualcosa, ma vederla fatta dopo un anno e mezzo che la spandi come prima mi pare proprio buttata via. Infatti, ecco, allora, la Iozza è tornata, no? Ieri abbiamo visto... se comincia con una Iozza, se finisce con una cascata.
Ecco, però quello che è il discorso è questo. Io penso, perché purtroppo penso, è una brutta roba, meglio seguire i capi e muovere la testa come i cagnetti che c'erano una volta sul dietro delle macchine, ecco, perché funziona così. Guardi che quello che ho detto, basta pensarci, ci si arriva subito. E le cose sono così, le cose ci vengono imposte. Il sindaco poteva mettere a tacere tutti facendo un referendum popolare e dire il popolo vuole questo, se fatta, l'avevo voluta voi. Invece no, ci viene imposto dall'alto tutto, perché il principio è questo. Mi sono stato eletto, sono come Toio, faccio quel che voglio. A dirla alla triestina, muso duro e berretta fraccata. E se va avanti. Però adesso la gente se la stufa, perché il voto sul referendum non era sul referendum. Se lei parla con il popolo, con la gente, con quei poveretti come me, ecco, questi neanche sa cos'è la Costituzione dal punto di vista, non sa se c'è 100 articoli, 200. Secondo 3000. lei hanno votato, insomma, è stato un voto sul governo? È stato un voto di protesta, un voto basta, siamo stufi, perché la gente neanche sapeva quali sei articoli della Costituzione, la gente ha altri bisogni, e per questo e poi si crea questo clima, mi scusi sarò breve, si crea questo clima nella nostra città, questo clima di paura verso lo straniero, verso questo. La povera signora che telefona ogni giorno e ci racconta spesso che di quello che in chiesa le ha chiesto, ma signora che ha domandato la carità, quando la va a fare la spesa? A me me la domanda regolarmente fuori dal supermercato. Ecco, per cui va bene, insomma, non bisogna avere paura. Mi scusi lo sfogo, abbiamo toccato Cabino Via, abbiamo toccato un po' di tutto. Va bene, grazie. Maurizio, che cosa pensa di questo pensiero appunto del signor Maurizio? Sicuramente condivisibile per molti versi, anzi purtroppo anche vero, soprattutto quando parliamo della questione del referendum, che avrebbe messo a tacere sicuramente buona parte delle critiche, quindi l'ho detto anch'io prima, condivido assolutamente. Solo una cosa, signor Maurizio, continuiamo invece a pensare, perché il pensiero è importantissimo. Io sono contento che invece lei continui a esercitare il pensiero. Il problema forse per l'appunto che si pensa troppo poco in questo paese. Se pensassimo un po' di più tutti e avessimo un po' più anche di rispetto delle opinioni altrui, se cercasse di non urlarsi e non trasformare la politica in una questione di tifoserie, ma cercare per l'appunto di parlare in maniera più chiara, perché parliamoci chiaro, soprattutto la politica locale lo mostra perfettamente, la Cabino Via non è di destra o di sinistra, una piscina terapeutica, i parcheggi per i turisti non sono di destra o di sinistra, il verde pubblico, la mobilità sostenibile, c'è buono o cattivo progetto, e quindi questo dovrebbe fare anche la politica, incominciare a mostrare per anche riguadagnare la fiducia della cittadinanza. Ricordiamo sempre le percentuali di persone che vanno a votare, il numero di astenuti che è assolutamente altissimo in questo paese. E questo qua sicuramente riavvicinerebbe le persone alla politica, vedere che ci sono partiti e politici stessi che lavorano da una parte e dall'altra in maniera unita su un progetto perché sono d'accordo sulla qualità del progetto e magari su un altro no. Ma non possiamo mantenere questi schieramenti che vanno bene magari sui diritti civili, vanno bene su altre questioni, anche sull'Ovovia, anche su questioni che sono assolutamente concrete e non ideologiche come invece possono essere altre. E per lo più, e concludo, manca completamente o comunque siamo sempre in ritardo nel coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni, che sicuramente aiuterebbero innanzitutto per l'appunto a dare un maggior mandato quando si devono fare e prendere decisioni un po' più forti e un po' più riformiste, ma per lo più aiuta il cittadino a comprendere la complessità della gestione amministrativa e aiuta spesso anche una soluzione migliore. Io ho fatto 2 tesi sulla partecipazione popolare all'università e sul coinvolgimento del cittadino, e tutti i processi partecipativi che sono stati analizzati spesso portavano a una soluzione migliore da parte dell'amministrazione e dopo un gradimento della soluzione da parte del cittadino. Quindi il coinvolgimento del cittadino è prezioso, è importante sia per l'amministrazione, perché il cittadino ti aiuta a decidere meglio, che per il cittadino perché aiuta a capire quali sono i ragionamenti e quali sono i progetti dell'amministrazione. Abbiamo ancora una telefonata, la sentiamo, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno.
Buongiorno a Bucarella, a lei, la redazione, gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Io volevo proporre questa riflessione di ordine economico condivisa da diversi analisti economici che per quanto riguarda Trieste è molto interessante sull'Eurovia. Allora, l'opinione economica è questa qua. Allora, l'Eurovia serve praticamente a questa amministrazione, ripeto, è un'analisi, mettiamola sotto l'opinione economica di esperti, per mascherare una conduzione economica fallimentare della città. Fallimentare perché? Perché uno dei principi economici, diciamo proprio una colonna economica, e chiedo scusa per gli stati di economia, ma devo semplificare, se no la Bucarella d'Italia la telefonata, è quella che la massa monetaria, cioè un arricchimento sul territorio, lo si ha quando la massa monetaria, diciamo, rimane sul territorio, cioè il lavoro prodotto, gli incassi con, diciamo, i pagamenti di stipendi rimangono sulla città. Questo non capita. Porto un esempio verificabile da tutti. Se voi andate, questo che io ho fatto personalmente, a vedere i fornitori sulle navi da crociera, ho fatto 3 ore, ho osservato attentamente tutto, voi vedrete che di triestini non ce n'è niente, nessuno. L'unica macchina che ho visto targata a Trieste è quella dell'autorità portuale, perché anche se mi viene una catena estera multinazionale da qualsiasi parte del mondo a Trieste e, diciamo, mi compra un albergo, sì, mi compra l'albergo, però gli utili, che quelli lì che fanno, diciamo, crescere la città, vengono portati via da Trieste. Con la mossa, perché è una mossa molto astuta, molto politica, questo devo fare chapeau a questa amministrazione comunale, dell'Eurovia, praticamente tutta l'attenzione di questa politica fallimentare, diciamo, triestina, verrebbe, diciamo, nascosta nuovamente. E dopo, con una cosa, dopo chiudo, perché se voi adesso vedete i punti cardini triestini economici sono in mano o di veneti o di persone che sono fuori di Trieste. Questo non porta a un'apparente ricchezza, ripeto, un'apparente ricchezza, ma a lungo termine una povertà. Infatti i dati INPS confermano, abbiamo il 39% della popolazione che è in stato di indigenza. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Insomma, questa è l'analisi del nostro telespettatore, cosa pensa? Beh, lo ringrazio dell'analisi e sono anche d'accordo che purtroppo questo progetto della cabinovia ha coinvolto e ha rubato troppo tempo al dibattito pubblico, perché poi è stato un dibattito per l'appunto non serio, non strutturato, perché come dicevamo più volte sarebbe bastata un processo di consultazione pubblica per mettere tacere una o l'altra parte e per avere un mandato più forte, invece c'è stata proprio un'imposizione sull'opera e già questo sarà una gestione fallimentare a livello economico. Lo stesso Comune adesso ha dovuto anticipare 30 milioni per coprire i fondi che forse il Ministero avrebbe mandato una volta per l'appunto assegnati questi fondi, e quindi purtroppo non si può che non parlare di gestione fallimentare da questo punto di vista. Allora, dobbiamo andare velocemente in pubblicità, ci fermiamo per qualche istante e ci rivediamo fra pochissimo. Tornati in diretta, ancora in compagnia del Presidente della quarta circoscrizione Marco Rossetti Kosulic. Abbiamo già una telefonata in arrivo, già da prima, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. 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 Mi sentite? Le sentiamo, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare della non fiducia. È l'epoca della non fiducia, non ci si può fidare di niente, di nessuno alla fine, no? Perché bisogna guardare il fatto che in ogni ambito c'è sempre della zozzeria che emerge. La cosa più pazzesca è far emergere, no, ma è stato proprio fatto emergere gli Epstein Files. Allora questo ha fattoci riflettere, perché ha capito che questo non è un gossip, ma è una situazione alquanto lurida,
dell'esistenza della democrazia occidentale, basata su uno schema Ponzi, al cui l'apice c'è Israele, di sotto ci sono gli Stati Uniti, di sotto ci sono i vassalli che hanno a che fare con i paesi sudamericani, per dopo arrivare al caro vecchio continente europeo, dove praticamente siamo ormai invasi, ma non dagli extracomunitari dove vi hanno fatto focalizzare sempre la vista, ma proprio dal sistema sionista, nazista. Gli ultimi 90 miliardi che la comunità europea a debito di noi cittadini, tutti i cittadini del continente europeo, cittadini noi, altri 90 miliardi al gruppo Zelensky sionista nazista. Noi stiamo finanziando il nazismo, compriamo e forniamo sostegno ai nazisti. Adesso il nostro porto che fine farà? Perché facciamo tutti gli ignori, parliamo sempre e facciamo sparire l'interesse lì dove dovrebbe andare. Non siamo già abbastanza inzaccherati con Israele da rendere la nostra città realmente insicura? Io lo so che sto parlando di cose scomode, però è veramente brutto sapere che la politica, l'elite mondiale ha commesso stupri, ha mangiato carne umana. Sono venuti con il loro aereo, Lolita Express. Allora, signora, ci scusi se dobbiamo così sfumare la telefonata, perché insomma non è che possiamo monopolizzare tutta la trasmissione con le teorie che circolano, no? Comunque se ne sentono in giro, insomma, leggendo anche i giornali, insomma, un certo tipo di stampa, un certo tipo di mezzi di informazione. Certo. Beh, che sia un mondo complesso è purtroppo chiaro davanti a tutti, è un mondo estremamente complesso, con una velocità di cambiamento fortissima. Adesso per esempio l'impatto che avrà l'intelligenza artificiale anche sul mondo del lavoro sarà assolutamente forte, sarà assolutamente rivoluzionario, e quindi è un mondo che sicuramente è pieno di ingiustizie, è pieno di conflitti che facciamo fatica noi cittadini normali, che ci piacerebbe semplicemente accompagnare il nostro bambino all'asilo, poi andare a lavorare e godersi la sera in famiglia con amici e i weekend sempre in famiglia con amici, capire queste dinamiche e le motivazioni di questi conflitti, di queste dinamiche che sono sopra di noi, che probabilmente forse una motivazione seria non ce l'hanno, o che non capiremo comunque una volta che c'è. Quindi purtroppo è un mondo veramente complicato, ma sta a noi cercare di rimanere umani, come si suol dire, ma rimanere anche un po' positivi e cercare nel nostro piccolo. A me piace molto la frase che si dice: agisci locale e pensa globale, perché se ognuno nel nostro piccolo si comporta come un cittadino onesto e cerca di contribuire al sviluppo della sua comunità e del suo paese, e questa cosa si ripete per tutta la cittadinanza, probabilmente avremo un paese migliore di quello che abbiamo adesso. C'è la possibilità, insomma, di migliorare la situazione anche a livello più generale. Allora, certo. Maria Stella ci riporta proprio al locale, dice: la splendida ristrutturazione della stazione di Campomarzio stride con l'orrore del mercato ortofrutticolo. Quando lo si demolirà? Dice Maria Stella. Bella domanda, Maria Stella, l'aspettiamo anche noi. Io speravo che doveva succedere a inizio 2021, perché doveva diventare un parcheggio ai confini della città, pensato per l'appunto per i turisti, ovviamente anche residenti della zona, che tuttora invece non sta vedendo alcuna progettazione. A un certo punto c'è stata anche una fantasiosa, mia personale opinione, ipotesi di trasformarlo in una spa, che per fortuna questa adesso non se ne sente più, e quindi stiamo anche noi attendendo con forza e grande curiosità di capire cosa vogliono fare di quell'area. Sono d'accordo che la stazione di Campomarzio sta diventando molto bella, anche se personalmente
io avrei visto una seconda stazione dei treni, che per l'appunto l'avrei chiamata la stazione dell'Est o dei Balcani, che per l'appunto si sarebbe dovuta occupare di fare dei treni per trasporto merci e passeggeri verso i paesi balcani che stanno entrando e sono entrati nell'Unione Europea, e anche tutto l'Est Europa, dove Trieste ovviamente funziona storicamente da filtro tra l'Europa e l'Europa dell'Est, insomma, e quindi noi non abbiamo un'Europa integrata, che si sta integrando, non avere un collegamento di treno per andare a Lubiana, a Lubiana sì c'è, ma sappiamo perfettamente quanto sia complicato e poco efficiente, insomma, ma per andare a Zagabria, per andare a Budapest, per andare fino alla Grecia, insomma, questi sono i progetti che dovrebbe secondo me riprendere in mano l'Europa. A me sarebbe tanto piaciuto che la stazione di Campomarzio si fosse trasformata in una seconda stazione dei treni che per l'appunto guardasse a quel lato del nostro continente europeo. Che manca, insomma, è un po' carente, insomma, dal punto di vista dei collegamenti. Non che la linea Trieste-Venezia sia tanto meglio, però insomma, almeno c'è. Ecco. Anche quello è un grosso problema, no? Si parla spesso dell'isolamento, no? Della nostra città rispetto al resto d'Italia proprio. Allora, una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Sono Vladi. Vladi, buongiorno. Mi scuso per la voce, ma è un po' di allergia, stagionale. È stato ricordato dal suo ospite che nessuno va più a votare, quindi se ci fosse un referendum sulla cabinovia andrebbero a votare solamente i contrari, perché quelli che sono favorevoli si fidano della propria amministrazione, di quelli che sono stati democraticamente eletti. Questa come prima cosa. Il referendum è stato squisitamente politico, non c'entrava, è stata sviata l'attenzione completamente, abbiamo visto magistrati correre nelle scuole, nelle chiese, in televisione a dire la Costituzione, si minaccia la Costituzione. Un telespettatore prima di me ha ricordato perfettamente che il 90%, anche il 99% dei cittadini non l'ha mai letta e non sa cosa contenga. È stato fatto del puro terrorismo politico per far emergere un chiaro no. Quindi riferimenti al PNRR ho già avuto modo di ricordare come si tratta in massima parte di debito da restituire, ma invece viene fatto passare come una regalia dall'Europa che è buona, ci regala il PNRR. 3/4 dei soldi sono a prestito, quindi non c'è da... Sulla cabinovia ho un paio di amici che sono andati a votare contro, a favore, non hanno dato soldi, per fortuna, ma sono andati a votare contro. E chiacchierando del più e del meno mi ha detto, sai, Vladi, terrorismo, distruggeranno il bovedo, disboscheranno il bovedo, verrà tutto quanto smantellato, non ci sarà più un'erba, non ci sarà uno scoiattolo, un uccellino. È stato fatto terrorismo secondo lei? Hanno fatto terrorismo ambientale pur di... Allora, l'iniziativa parte da quelli che risiedono lì lungo il tracciato, e ricordo un passaggio del Manzoni quando parlava della peste a Milano, il quale diceva che una cosa è il buon senso, altro è il senso comune delle cose. Per cui la gente che è a favore della cabinovia, e ce ne sono tantissimi, non sarebbe temono di venire allo scoperto, perché non sarebbe più il buon senso, ma prevarrebbe il senso comune a tacitarli, a fagocitarli e quant'altro. Quindi non stiamo a nasconderci dietro un dito. Può essere un progetto buono, cattivo, eccetera. E un referendum sulla cabinovia o su qualunque altra cosa, se l'argomento è particolare e serio, non può essere affidato a tutti comunque. Ricordo che 50 anni fa è stato fatto il referendum sul nucleare dopo che c'è stato Chernobyl, il terrorismo psicologico, le paure dei cittadini, ma non dei tecnici. La paura mia, di uomo della strada, no? La paura mia oddio, no, niente. Ha fatto a votare come tanti sull'onda dell'emozione. Ma non avere una centrale nucleare. Capito, la Francia ne ha 54 e sta succhiando il sangue agli africani con terre rare, uranio e quant'altro. Però la Francia, capirai,
la Francia viene portata ad esempio. Dai, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Vladi, buona giornata. Insomma, ritiene questo il signor Vladi, che si sia fatto terrorismo ambientale nel caso dell'Ovovia, ma poi insomma ha toccato vari temi, no? Ricordando anche il recente referendum, quello invece sul nucleare di tanti anni fa, subito dopo Chernobyl, quindi sull'onda un po' dell'emozione del momento, no? Della tragedia. Assolutamente. E ne abbiamo fatto anche un secondo nel 2011, subito dopo Fukushima, quindi forse il timing del referendum sul nucleare non sono stati i migliori. È stata un'interessante riflessione questa, e mi rilaccio proprio su questa cosa qua. È vero che spesso questi referendum vengono politicizzati, vengono personalizzati. Ricordiamo anche il famoso caso del referendum dell'ex premier Renzi, in cui praticamente lui per primo in verità ha proceduto a personalizzare il voto e trasformandolo in un voto su se stesso invece che sui contenuti, e questo è un pochettino un errore assolutamente che c'è nell'affrontare un processo di partecipazione pubblica come il referendum. Ma da dire questo e cercare dei correttivi, quindi in modo da instaurare un dibattito in maniera seria, in maniera informata, in modo che il cittadino possa avere gli strumenti di scegliere in maniera chiara, oppure non fare il referendum e decidere di non consultare il cittadino su opere che lo coinvolgono in maniera forte, soprattutto poi quando la cittadinanza l'ha chiesto, secondo me ce ne passa e ci sono delle questioni, va protetto il referendum, insomma, perché la consultazione pubblica è assolutamente importantissima, va migliorato il dibattito. Noi purtroppo abbiamo perso una tradizione che per esempio in America, con tutti i difetti che può avere, funziona ancora tantissimo. I due candidati che si confrontano con un giornalista terzo che fa delle domande, per l'appunto question time, come viene chiamato, con le stesse domande ai due candidati diversi in modo da avere un raffronto. Purtroppo invece questo modo di far politica, che i social nemmeno tanto aiutano, anzi purtroppo contribuiscono al suo consolidamento, molto fatto sullo stile delle tifoserie, quindi in cui c'è una contrapposizione molto rigida tra le parti, in cui se tu sei destra e tu sei sinistra non si può andare d'accordo e non si cerca un punto d'incontro, ma invece ci sono questi due schieramenti rigidi, sicuramente non aiuta, e a questo punto il cittadino ovviamente ha più difficoltà a scegliere. Quando invece le cose sono ben più complicate e quindi il cittadino dovrebbe avere diritto ad avere un'informazione completa per poter scegliere meglio. E questo qua deve succedere dalla Cabinovia al referendum sul nucleare, che è stata sicuramente un'occasione persa per il nostro paese, perché almeno così la vedo io, noi adesso subiamo praticamente tutte le criticità perché abbiamo 6 centrali nucleari in Francia attorno a noi a 180 km dal nostro paese, la centrale di Kursk è a 150 km, quindi subiamo tutti quanti i rischi senza averne praticamente alcun beneficio. Ma giustamente non può essere fatto un referendum subito dopo uno shock nucleare, non ci deve essere emotività nella presa delle decisioni, ma ci deve essere per l'appunto un metodo di informazione del cittadino chiaro che lo porti poi a prendere una decisione, e poi bisogna ovviamente accettare quale essa sia. Sulla Cabinovia ancora un appunto: chi è favorevole si fida dell'amministrazione che governa la città, che per l'appunto la vuole. Anche su questo però mi permetto di dire che sembrerebbe che una parte dell'amministrazione che governa la città non la voglia quest'opera qua. Adesso all'inizio gli schieramenti erano molto uniti proprio per questo modo di far politica degli schieramenti che citavo prima. Adesso che l'opera incomincia a traballare e a perdere un poco di sostegno nelle fondamenta, incominciano a sfilarsi e probabilmente questi schieramenti si sentono un po' più liberi di esprimersi sulla cosa, ma io credo che la responsabilità politica, se tu sei contrario dell'opera dal primo giorno, devi tirarlo fuori, anche se sei nella maggioranza, e soprattutto su opere così impattanti. Io ho apprezzato molto, per esempio, quando la consigliera Brandi si è imposta contro la privatizzazione dell'asilo di Roiano, perché queste sono le cose che fanno i politici responsabili. Se non sono d'accordo su un'opera mi blocco subito, e si sa perfettamente che c'è una parte
della maggioranza che governa questa città, che è assolutamente contraria a questo via. Non mi stupirei che fossero stati soprattutto loro a dare una spinta definitiva a questo progetto. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e al suo ospite, mi scuso ma prima è caduta la linea. Allora, ieri c'è stato giustamente l'assessore Rossi che ha sbeffeggiato una mamma ansiosa da impazzire sul ponte delle Capannelle, nel senso che la madre giustamente le ha detto i bambini sono in pericolo, questo, hanno i danni pesanti e via dicendo. La risposta dell'assessore Rossi è stata quella di dire ma tutti noi amiamo i bambini, uno. Secondo, poi ha fatto l'elenco delle opere sue che ha fatto, si è vantato tipo la piscina, sue che ha fatto. Ancora lì a me mi dà fastidio per il semplice fatto che bisognerebbe dire a livello politico, ringraziando i cittadini del pagamento delle tasse, noi siamo riusciti a fare, non lui ha fatto, i cittadini ci hanno messo in condizioni di poter fare, e questo è il vizio di tutta la politica, nel senso che si è vantato di almeno 20 progetti, dall'ammiraglio col quale ha fatto il giro per demolire parte dei porti alto, all'opera che hanno investito 50 milioni per un teatro e altre situazioni del genere. E per finire io direi che bisogna cambiare i politici a livello mentale. Il politico dovrebbe fare almeno 1000 ore di servizio sociale gratuito alla città. Chi si candida per diventare politico, 1000 ore gratuite di servizio sociale, perché quello lo mette in condizione di capire quali sono i problemi della città. Questo è il suggerimento. Altre 1000 ore per quanto riguarda le normative della città. Ci siamo? In modo che con 3-4 mila ore gli si dà il diritto di candidarsi perché ha la conoscenza della città. Noi stiamo continuamente mettendo politici chiacchieroni che non sanno neanche perché sono seduti lì, e mi auguro che per quanto riguarda tutte le magagne del signor Rossi, che la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Polizia non si facciano comprare con qualche biglietto del teatro. La ringrazio, buona giornata. Grazie a lei e buona giornata. Insomma, questo è il suggerimento, 1000 ore di servizio sociale, insomma, volontario per la città prima di entrare in politica. Beh, potrebbe essere un suggerimento interessante. Sicuramente la classe politica che si sta susseguendo negli anni sta scadendo sempre più nella sua qualità. Purtroppo i social non hanno aiutato il dibattito politico, si vedono sempre più personaggi che preferiscono urlare al problema mentre invece di cercare una soluzione costruttiva alla cosa. Purtroppo manca completamente l'accountability, è un termine che tra l'altro manca praticamente nel dizionario italiano, la presa di responsabilità poi, perché poi viviamo in un paese in cui la memoria è veramente cortissima. Io oggi dico A e domani posso dire B e nessuno mi si dice niente e non si sorprende di niente. Io mi ricordo che anche questo sindaco, per esempio, aveva promesso lavoro quando si era candidato e lavoro in verità. Poi un sindaco può tra l'altro fare ben poco sulle politiche del lavoro di un paese, insomma, e quindi senza pensare alle tante altre promesse, ma abbiamo politici che dicevano no ponte di Messina, adesso facciamo il ponte, alcuni che dicevano via le accise e poi altri via le accise, ma da una parte e dall'altra. E quando ci sono questi modi di comunicare molto poco responsabili, basati su slogan sostanzialmente elettorali, ripetuti alla nausea, come se fossimo praticamente delle reclame, delle pubblicità umane, invece di essere dei politici che dovrebbero, come diceva bene il Signore, conoscere
attentamente e profondamente il problema e le normative e cercare una soluzione e battagliare sulla qualità delle idee, invece purtroppo si battaglia sui toni, si battaglia sull'energia spesso negativa con cui si attacca l'altro, e questo ovviamente è un modo di affrontare la politica che non produce vincitori ma produce solamente sconfitti, e il più grande sconfitto poi è il cittadino e il nostro paese, perché si vede governato male, con sprechi di risorse, con inefficienze, quando invece il mondo attorno a noi corre e noi invece camminiamo e ogni tanto addirittura rimaniamo fermi. Rimaniamo fermi. Allora, grazie a Marco Rossetti Cosulic per essere stato con noi stamattina. Vi invito a tornare a trovarci presto. Grazie mille a voi. Grazie, naturalmente buon fine settimana, buon 1° maggio, a partire da domani, l'abbiamo visto anche prima con le previsioni del tempo, insomma dovrebbe migliorare dopo questo riassaggio di inverno. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi Roberto Cason, consigliere comunale di Idea Giuliana. Fra poco. Bentornati in diretta. Allora 9:04 del mattino, diamo subito 9:05 in questo momento, diamo subito il buongiorno a Roberto Cason, consigliere comunale della lista che fa riferimento a Idea Giuliana. Grazie di essere qui con noi questa mattina. Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti. Reduce da un consiglio comunale che è stato abbastanza tranquillo, com'è andata? Tutto sommato sì, abbiamo approvato il rendiconto del 2015 che sarebbe il bilancio consuntivo, in poche parole, la fotografia del bilancio comunale del Comune di Trieste del 2025, e diciamo che insomma è un atto dovuto poi, perché non è un bilancio previsionale dove la politica sceglie chiaramente di stanziare delle poste nel bilancio, tra cui le opere pubbliche, una su tutte. È diciamo una cristallizzazione, no, dei numeri, dal quale emerge però un avanzo, in questo caso consistente, pari a 209 milioni di euro, di cui una parte vincolata, relativa appunto alle opere in corso. Qui l'opposizione lamenta il fatto che noi avremmo un avanzo esagerato, che abbiamo stanziato troppe opere, cioè mai contenti, no? Mai contenti. Allora la scelta politica è stata, lo dico chiaramente anche ai concittadini che ci ascoltano, la scelta è stata quella di stanziare delle opere, ad esempio nel bilancio del 2025. Queste opere non sono terminate per X motivi, vuoi perché lungaggini burocratiche, codice degli appalti, varianti in corso d'opera ce ne sono sempre, non si riesce mai a rispettare chiaramente una scadenza. La politica quello che vorrebbe, desidererebbe, ma penso da tutte e due le parti, sia maggioranza che opposizione, sarebbe quello di stanziare un'opera e di vederla realizzata in un mese. Chiaro, questo purtroppo non succede mai, è abbastanza fisiologico, strutturale, non riguarda il Comune di Trieste, riguarda un po' tutti i comuni d'Italia. Però è vero che si può migliorare, ecco. L'ho detto chiaramente ieri sera durante il mio intervento che bisogna fare qualcosa per accelerare i lavori. La gente, i cittadini hanno bisogno, bisogna consegnare le opere pubbliche ai cittadini, tra cui abbiamo stanziato anche tra l'altro diversi soldini per le strade, le buche, gli asfalti, i marciapiedi, esatto, e io ne ricevo ogni giorno di queste segnalazioni. Stiamo lavorando in modo abbastanza forte, ecco, su questo tema, che appunto è quello delle strade, e però che l'opposizione non si lamenti se avanzano dei soldi che poi devono essere immediatamente spesi all'inizio del 2026, ad esempio per terminare le opere e pagare chiaramente gli appaltatori, i fornitori. Si riesce ad andare alla certo, ecco, non è possibile chiudere, quella sarebbe la teoria, poi nella pratica non si riesce mai a chiudere un bilancio comunale in pareggio, però non è un bilancio in deficit il nostro, cioè è un bilancio virtuoso, sano, in equilibrio,
con un avanzo di gestione, di amministrazione consistente che serve, soldi che comunque sono nella cassa, insomma sul conto corrente del Comune di Trieste, pronti per pagare i fornitori come terminano i lavori. Ecco, tutto qua è una cosa abbastanza semplice, no? Tutto sommato, però e chiaramente l'opposizione ha chiesto ci marcia. Ma non è possibile che appunto questi soldi, visto che c'è un così grande avanzo, vengano utilizzati poi per far pagare meno tasse ai cittadini, imposte? Ieri sera ho sentito questa affermazione, l'ho rispedita immediatamente al mittente, ho detto: ma voi come potete pensare che noi facciamo pagare meno la tassa sulle immondizie, ad esempio, che è una posta di giro quella, perché la Tari circa si aggira attorno ai 40 milioni di euro, se non sbaglio, ed è semplicemente un'entrata e un'uscita. Noi dobbiamo pagare sulla base di un piano economico-finanziario che non è nemmeno stilato, redatto dal Comune di Trieste, ma da parte di un ente super partes, e quindi noi ci atteniamo semplicemente a fare entrare quei soldi per pagare semplicemente il fornitore, che era Acegas, no? Nella fattispecie. E quindi come possiamo ad esempio pensare di ridurre la Tari, che ha una destinazione vincolata, specifica, precisa, in modo da evitare l'avanzo di gestione di questi milioni di euro? Ma non c'entra niente. Uno. Due. Avremmo potuto fare, ad esempio, pagare meno la seconda tassa comunale per eccellenza, ad esempio l'ILIA, no? L'ILIA, ex IMU, poi insomma ha cambiato un pochino di valore. Esatto, no? L'imposta sugli immobili. Ma è una tassa che comunque devono pagare tutti quella, no? Sulla seconda casa, direi. Cioè è sulla base delle aliquote anche in linea con quelle nazionali. Non possiamo far pagare meno, anche perché dopo dovremo fare i conti, gioco di parole, con la Corte dei Conti. Con la Corte dei Conti. Ecco, allora quella ha una destinazione specifica. Non possiamo far passare il messaggio che abbiamo soldi in più e quindi avremmo potuto evitare questo avanzo qualora noi avessimo fatto pagare le tasse in misura inferiore ai cittadini. Non è possibile questo. Non funziona. Ecco, non funziona così. No. Quelli sono degli avanzi, dei soldi in cassa sicuramente, derivanti da altri trasferimenti di carattere regionale, statale, fondi PNRR, quindi, chiaro, ecco, che sono destinati a quelle opere, pronti per essere utilizzati per pagare i fornitori. Tutto qua. Ecco, però quando ho sentito ieri sera veramente l'intervento da parte dell'opposizione che noi facciamo pagare le tasse ai cittadini che non servirebbero, no? Non dovremmo far pagare le tasse ai cittadini, ma quali tasse poi facciamo pagare? Perché il Comune di Trieste non è che fa pagare l'IRPEF, a parte l'addizionale, in una minima percentuale, no? Direi, però non è che facciamo pagare le tasse ai cittadini, l'IVA, l'IRPEF e tutte quelle cose là, a quelle ci pensa lo Stato, ma non il Comune di Trieste. Il Comune fa pagare chiaramente quelle due tasse comunali, no? Che sono insomma l'ILIA, IMU appunto e la Tari, insomma queste sono le due imposte, no? Importanti. Quindi diciamo che l'opposizione ha fatto chiaramente il suo gioco, il gioco delle parti, chiaramente come sempre, e abbiamo risposto insomma per quello che potevamo rispondere, perché effettivamente non è che potevamo più di anche tanto da parte insomma sua, comunque replicare. C'è l'auspicio che certe opere magari si velocizzino. Sì, questo l'abbiamo detto, dobbiamo veramente, ma anche a livello nazionale, anche il governo dovrebbe pensarci a questo, sì, è di centrodestra, siamo allineati, la regione, cioè tutti quanti dovremmo fare la nostra parte nel cioè cercare di accelerare un pochino le opere pubbliche, ad esempio, ma non solo le opere pubbliche, qualsiasi servizio che viene messo in atto da parte di un ente comunale. Perché io dico sempre, non so se c'è una... Sì, c'è una telefonata. Ecco, no, solo una cosa volevo dire, che io lo dico sempre, se un'impresa dovesse procedere secondo le norme degli enti locali, ad esempio, dell'amministrazione pubblica, dovesse procedere così, fallirebbe dopo un mese. E quindi questo insomma è abbastanza un esempio calzante. Allora sentiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io per la verità volevo parlare con l'ospite precedente, però ho approfittato del discorso che ha fatto l'ospite di adesso per chiedere una cosa, visto che si è parlato di rifiuti, di tasse, di cose del genere.
Io ho sentito proprio in tempi recentissimi che purtroppo alcuni rifiuti ingombranti decisamente, come il cartongesso o la carta catramata, altre cose, non vengono accettati nelle discariche, oppure che addirittura bisogna pagare per questo. Allora io posso capire se questo è un problema di una ditta, allora d'accordo, è un'altra cosa, però ad esempio il singolo cittadino che magari fa dei lavori in casa, anche forse fai da te, e magari ha degli scarti di questo tipo, si trova in difficoltà. E quindi, da quel che ho sentito, sempre a livello di voci così della Vox Populi, come si usa dire, ci sono parecchi che o gettano nei cassonetti questi tipi di rifiuti, oppure che li buttano in mezzo al verde. Ecco, io penso che questo sarebbe un problema da risolvere, perché ovviamente la gente non ha voglia di pagare a parte per avere questo riciclo di rifiuti. Ma questo problema lo si riscontra nei centri di raccolta, ci chiede l'ospite, nei centri di raccolta della Cegas? Del comune, sì. Del comune? Signora, non è più... Forse messo giù. Ci dispiace, volevamo capire no, non l'abbiamo capito, se il problema è stato riscontrato durante il conferimento presso i centri di raccolta. Io non ho ricevuto segnalazioni, qualche volta ho portato io proprio, conferito presso i centri di raccolta delle cose insomma derivanti da lavori in casa eccetera, non è mai sorto il problema, hanno sempre accettato tutto, quindi capire se ed è giusto che uno possa fare dei lavoretti a casa propria, ci mancherebbe altro, ed è giusto anche che possa conferire presso i centri di raccolta le risultanze di questi lavori, ecco. Vuoi legno, cartongesso, mattoni, macerie varie eccetera, ecco. Dovrebbe essere consentito. Ci sono dei cassonetti appositi molto grandi appunto in questi centri di raccolta per tipo di materiale, no, che viene conferito, ecco. Allora, però vedremo sicuramente. Vedremo appunto di chiarire la situazione, perché insomma assolutamente non bisogna fare non bisogna conferire presso i cassonetti appunto mattoni, piastrelle, tubi, cartongessi appunto come diceva, carta catramato, altre cose, no, è vietatissimo questo, assolutamente è sanzionato anche. Allora una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Un buongiorno, ecco, volevo fare delle segnalazioni riguardo alle asfaltature che si fanno oggi e che sono delle asfaltature di materiale tenerissimo, di asfalto tenero. Devo fare due esempi. Qua in via Romagna hanno fatto un lavoro proprio malissimo, è venuta la Cegas, credo la Cegas, ha messo un tombino. Ci sono dei cubetti di porfido, hanno tirato via i cubetti e hanno asfaltato. Oggi come oggi hanno cambiato già l'asfalto 3 volte, questa è la terza volta che vengono su perché mettono asfalto tenero. Logicamente la strada è in salita, è molto brutta la strada perché ha questi stocchetti di porfido, di San Petrini sono. I San Pietrini sono, sì. Quei grandi. E hanno fatto un lavoro che adesso in quella parte ci sono sempre dei buchi, sempre, asfalti fatti male. In via Ovidio l'altro anno sono venuti 7 volte, a mettere asfalto che era in estate, 7 volte perché ogni volta le ruote scavavano l'asfalto tenero, stessa roba in giro. Cioè si fanno dei lavori malissimo e nessuno va a vedere. Io ho telefonato anche ultimamente, ho mandato una foto, ho fatto una segnalazione, sono venuti e ho parlato qua anche, non voglio dire il nome, ha detto alle strade di non mettere asfalto perché va via, perché viene fuori un buco della miseria. Ecco, poi volevo dire, adesso la Hera praticamente
del contratto con l'acqua, e ho sentito che siccome c'è il comune vuole tornare nuovamente al privato, ma noi abbiamo fatto un referendum per avere l'acqua pubblica, e perché non si torna nuovamente all'acqua pubblica, che il comune prenderebbe i soldi in totale, e penso ci sarebbero anche diminuzioni del prezzo a riguardo dell'acqua. E in finale volevo dire, sui marciapiedi, perché non si mettono quelle piastrelle in precompresso cemento come sono a Campi Elisi, che durano 1000 anni e non sono come l'asfalto, che oggi come oggi vediamo che in tutta la città hanno messo degli asfalti nuovi, non durano niente, mentre gli asfalti vecchi duravano 20 anni, che ci sono ancora gli asfalti vecchi che durano 20 anni. Capito. Questo è il problema. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Sì. Segnalazioni puntuali, no, da parte diciamo che questo l'ho già sentito, sì. L'ho anche toccato con mano, se vogliamo, perché effettivamente Trieste è una città, ma come altre sicuramente, che si presta a continue manutenzioni, nel senso tubazioni dell'acqua, del gas, telecom, scavi, e quindi rattoppi continui. Chiaramente questi rattoppi dovrebbero essere fatti a regola d'arte. Perché? Perché dobbiamo sicuramente usare degli asfalti o del materiale che non sia friabile o che si sciolga, che vada a noi 1000 pezzi dopo qualche mese. Dovremmo pensare anche perché non è che una strada si può asfaltare ogni anno, quindi dovrebbe essere duraturo. Faremo una verifica effettivamente su questi materiali, perché effettivamente l'ho riscontrato anch'io. Allora, pensiamo ad esempio agli stagli degli scooter. Quelli si presentano delle buche, a volte non si riesce più a posteggiare sul cavalletto il proprio scooter, io ce l'ho personalmente, perché? Perché gli stessi cavalletti provocano le buche sull'asfalto negli stalli degli scooter stessi. Evidentemente insomma troppo tenero. Esatto, il materiale è tenero, ecco. Però posso dire che ad esempio alcune strade che di recente asfaltatura, come via del Teatro Romano, è stata fatta molto bene. Ecco. Quindi, ad esempio il marciapiedi via Madonnina è stato fatto molto bene, i marciapiedi con la pista ciclabile sono stati usati, insomma, sì, no? Bisognerebbe sì, vedere via questo. Madonnina ad esempio la parte salendo a sinistra con la ciclabile, ciclopedonale, è stata fatta molto bene. Ecco, quindi si vede che probabilmente cambia l'appaltatore, cambiano i materiali, bisognerebbe forse fare un pochino più attenzione sulla composizione di queste miscele. Chiarissimo. Sì. Fra l'altro abbiamo visto oggi, guardando il giornale, sull'edizione isontina, questi lavori stradali fatti non benissimo, insomma strisce rifatte sopra le buche, i residenti dicono incomprensibile. Vabbè, mi piaceva le strisce sopra le buche è il massimo. Questo è veramente il massimo. Allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. In diretta ancora in compagnia di Roberto Cason, sempre qui con noi, Idea Giuliana, consigliere comunale, e abbiamo una telefonata in arrivo, la sentiamo, poi rispondiamo anche alla questione dell'acqua pubblica, certo, no? Perché ci chiedeva, è caduta la linea, allora sì, possiamo rispondere al signore che telefonava prima e diceva cerco di spiegare un referendum, non sarebbe meglio che il comune prendesse in mano insomma, la questione acqua? Allora, cerco di spiegare in modo abbastanza semplice. La gestione dell'acqua, come altre gestioni, è una gestione complessa, è una gestione che richiede un'organizzazione ormai di tipo imprenditoriale, di impresa, aziendale, con dipendenti, con operai, con strumentazione non indifferente. Come possiamo pensare che il comune, un comune, non quello di Trieste, si possa dotare di tutte le tecnologie che può vantare oggi, ad esempio, Acegas, per quanto riguarda, ad esempio, la rete idrica di Trieste, con tutte le sue problematiche, ad esempio le perdite d'acqua. Le perdite d'acqua vengono monitorate, faccio questo esempio,
costantemente da Acegas mediante una rete informatica dove sono stati installati dei sensori di pressione praticamente per verificare in alcuni tratti se vi è appunto la pressione adeguata o meno. Voi provate ad immaginare il sistema informatico, il sistema di monitoraggio con tutta questa rete, va bene, e pensiamo se il Comune ad esempio si può permettere questo. Ad esempio, certo, potrebbe appaltare il Comune di Trieste questo servizio ad un'azienda per quanto riguarda il monitoraggio delle perdite dell'acqua, perché l'acqua ormai costa come l'oro, cioè veramente l'acqua costa tanto, ma la cosa più importante dell'acqua è che sia un'acqua buona, e Trieste può vantare un'acqua, diciamo, degna di nota, perché ha delle proprietà, lo leggiamo anche sulle bollette, buone, ecco. È un'acqua potabile, un'acqua che si può bere tranquillamente, quindi diciamo che c'è un lavoro anche a monte, acquedotto, appunto come dicevo, rete idrica, monitoraggio e poi tutto il sistema chiaramente della bollettazione. Tutto questo entra in un sistema di gestione di carattere aziendale. Certo, allora, o il Comune si dota di una società propria per fare questo, o a livello istituzionale il Comune non può più farlo, forse una volta avrebbe potuto. No? Infatti adesso non ha il personale adatto, insomma, dovrebbe avere le attrezzature, il personale formato per questo, diciamo che non è impossibile, però dovrebbe dotarsi di una organizzazione che avrebbe dei costi, che avrebbe dei costi probabilmente forse più elevati. Io adesso questo non lo posso sapere, bisogna fare un business plan ad esempio. Però effettivamente in questo momento è impensabile che il Comune di Trieste, nella fattispecie, si possa far carico di gestire l'acqua pubblica in un momento come questo. Poi possiamo discuterne a livello politico, possiamo valutarlo assieme magari con degli esperti. Ilia Giuliana ad esempio è disponibile e valutare, assolutamente appunto, a valutare i costi questo. e benefici, no? Come si fa in questi casi. Sì. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Gabriella Largo Barriera. Buongiorno Gabriella. Buongiorno Casona anche, buongiorno a lei. Io vi parlo un po' dell'asfalto, no? Io sono un po' figlia d'arte di questo mestiere, no? La mia famiglia si incaricava di fare asfalto. Io quelle delle cose che chiedevo anche a loro, no? Perché questi asfalto, anche a mio marito chiedevo perché questi asfalti. Quando si fanno gli appalti si mette anche la densità che deve avere questo asfalto. Se fa come noi facciamo, mettiamo una minestra, le mettiamo più acqua, mangiamo una minestra scarsa, la facciamo con tante verdure è una buona minestra. Qua è la compattazione, no? Quanto compattato sta? Se lo buttiamo, lo passiamo una volta sola, dopo si sgretola e via. Invece se lo facciamo ben compattato, però quello è una questione dell'appalto e nel capitolato d'appalto dovrebbe essere scritto quello che sicuramente c'è, però che nessuno controlla. Abbiamo molti pochi tecnici in comune, no? L'ho detto, sono stata in una riunione di circoscrizione, l'assessore ha detto che ha 3 ingegneri soltanto. Come fanno a controllare tutti questi lavori questa gente? Bisogna farsi un po' l'idea. Poi un'altra cosa, mancano questi asfalti, ci promettono soldi, asfalteremo e vediamo com'è. Io in Largo Barriera ho segnalato una buca pericolosissima, gli hanno buttato un po' di questo asfalto veloce, quello per buttarla, adesso abbiamo ancora peggio sta, e quindi bisogna farli questi asfalti, perché le promesse da tanto che promettono che asfaltare, abbiamo stanziato e non succede niente. Io fino a che non vedo non succede niente. Mi scusi Cason, però posso fare una domanda? Sì. Posso fare? Allora, c'è una differenza sostanziale tra il materiale impiegato per l'asfaltatura generale di una strada, vedi via Teatro Romano appena asfaltata, e il ripristino delle buche, quindi il cosiddetto rattoppamento.
Ci sono materiali diversi, perché io non riscontro problemi sulle nuove asfaltature. Vedi ad esempio la galleria di Piazza Foraggi che è stata asfaltata, voi ad esempio appunto come dicevo via Teatro Romano o altre situazioni non riscontro. Riscontriamo problemi invece sui rattopamenti, tra virgolette. Mica tanto così, perché via la Ginnastica non era tanto che è stata asfaltata, è già un disastro. Beh, non importa. Bene, però facciamo questo asfalto. Grazie. Certo. Grazie. Andare avanti. Bisogna intervenire effettivamente sui materiali, sulle miscele, controllare di più effettivamente, perché come ha detto giustamente la telespettatrice esperta, effettivamente questi devono essere inseriti, indicati nel contratto d'appalto. Chiaro. Nel capitolato, assolutamente le miscele devono essere indicate. Poi deve esserci qualcuno che controlla effettivamente se corrispondono. C'è una mail da parte di Claudio Visintin che salutiamo, sì, dice buona giornata da Claudio Visintin, intanto tanti auguri di buon compleanno al consigliere Vincenzo Rescigno. Oggi è il suo compleanno, va bene, faremo gli auguri dopo. Facciamo gli auguri anche noi. Oggi sul Piccolo c'è un articolo che mi ha colpito, l'analisi di Massimiliano Cannata, l'eclissi della verità, perché abbiamo ancora bisogno di giornalisti veri, dico io, di fronte alla deriva dell'informazione incidentale non certificata. Il ruolo del giornalismo professionale diventa l'unico argine contro il disorientamento di massa. Condivido Claudio, facendo anche questo mestiere. Cosa che non succede con i giornalisti di Tele4, grazie a Claudio e tutti i professionisti che ci danno notizie sempre certificate, verificate. Grazie per un suo commento, buon lavoro. Grazie Claudio. Sempre, confermiamo assolutamente quello che ha detto Claudio Visintin, certamente. C'è bisogno insomma di accertare quelle che sono notizie e quelle che non lo sono. Ma devo dire anche a voi, vi faccio anche i miei complimenti, non li ho mai fatti in diretta, ma veramente siete molto bravi, professionali e diciamo anche equidistanti, cioè nel senso che sentite tutti, fate parlare tutti veramente senza nessun tipo di ideologia, di preconcetto, di assolutamente, devo dire, molto molto equi. Grazie davvero e noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra pochissimo. Allora, bentornati in diretta, 9:36 del mattino, sempre in compagnia del consigliere comunale Roberto Cason, Idea Giuliana. Abbiamo una telefonata in arrivo. Pronto? Buongiorno. Ascoltiamo. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Ma cosa è successo nei comuni di San Dorligo, Sgonico e gli altri del Carso che l'acqua costa lì così poco? Forse i dirigenti delle ditte che amministrano quell'acqua sono pagati un po' di meno di quelli dell'Acegas? C'è questa polemica, grazie Gino, c'è stata questa polemica sollevata anche, se non mi ricordo male, da Desso Trieste, no? Sul pagamento appunto delle corresponsioni degli stipendi molto alti dei dirigenti della ditta, insomma, di Acegas che cura il ciclo dell'acqua. No? Quindi dovrebbero ridursi gli stipendi e abbassare le bollette. E abbassare le bollette, così demagogia. Demagogia. Sì. Allora, invece abbiamo seguito anche noi una conferenza stampa l'altro giorno, se non mi ricordo male, martedì, sulla possibilità, insomma, per recuperare i crediti che non sono stati corrisposti durante appunto questi 10 anni, gli ultimi 10 anni, delle imposte comunali. Prima si parlava di imposte comunali, no? E quindi c'è una sorta di, possiamo chiamarla rottamazione. Rottamazione, una rottamazione abbastanza in linea con quella nazionale, che scade oggi, tra l'altro salvo proroghe, non ho visto ancora se ci sono le proroghe, però scadeva oggi, che riguarda essenzialmente proprio la cartella esattoriale, no? Ecco. Invece per quanto riguarda il Comune di Trieste, finalmente, e io ad esempio personalmente, ma anche con Idea Giuliana, l'abbiamo chiesto da tempo, lo chiedevamo da tempo questo intervento, e finalmente è stato non ancora adottato perché lo voteremo prossimamente in Consiglio Comunale. Ci sarà anche una rottamazione comunale che prevede semplicemente di togliere, eliminare, cancellare le sanzioni erogate ai contribuenti, ai cittadini,
per quanto concerne tutti gli atti di ingiunzione notificati dal 1 gennaio 2017 fino ad oggi, 30 aprile 2026. Quindi fino ad oggi. Insomma, esatto, proprio... quindi qualcuno si lamenta, ma i furbetti, ma allora se l'avessimo saputo prima avremmo pagato, allora anche a livello nazionale, cioè non si paga l'IRPEF, aspetto la sanatoria e poi chiaramente faccio la rottamazione, pago a rate, ecco, però come fa ad andare avanti una collettività, diciamo, con questa mentalità? Non è possibile. Allora noi veniamo incontro invece a famiglie, cittadini e imprese che secondo noi non sono riusciti per motivi economici propri e non perché hanno fatto i furbetti a pagare la tassa sulle immondizie, ad esempio, oppure l'IMU sulla seconda casa, terza, eccetera. Uno dice sì, ma se uno ha 2 o 3 case significa che ha soldi. Non è sempre così. Se uno ha un'impresa, ad esempio, da un immobile, non è che può pagare sempre l'IMU, ad esempio, su quell'immobile. Può essere che magari in un momento, ad esempio nel periodo Covid, abbiamo avuto tutti i problemi, no? Ecco, c'è stato un problema, insomma, di carattere economico nell'attività. Allora noi vogliamo innanzitutto venire incontro a queste famiglie, a questi cittadini e far pagare loro senza le sanzioni, ma solo con gli interessi di mora, e quelli naturalmente sono dovuti, ma prevedendo anche una lunghissima rateazione di pagamento del solo capitale, cioè, quindi, ripeto, senza le sanzioni. No? Quindi la possibilità di mettersi in regola, di stare tranquilli, però con una rateazione che sia comoda per quanto è possibile. Arriveranno delle lettere, cioè adesso cosa deve fare il Comune con la società? Esatto, individuare tutti i cittadini e imprese, anche persone giuridiche, che hanno ricevuto dal 1 gennaio 2017 a oggi le ingiunzioni di pagamento per quanto riguarda IMU, Tari, Tasi, Tarsu, tutti quei vecchi tributi, no? Ecco, che alla fine sono sempre gli stessi perché cambiano nome, ma sono sempre le stesse le tasse. Alla fine, insomma, quelle sono. Quelle sono, infatti, e arriveranno appunto queste lettere dicendo tu devi pagare 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, sappi che se aderirai a questa rottamazione, tra virgolette, entro il 30 novembre 2026, ti toglieremo tutte le sanzioni, che non sono poche, perché le sanzioni a volte su un capitale, ad esempio di 1.000, possono arrivare anche a 1.500, ma addirittura il doppio a volte. Quindi diciamo che è un beneficio per le famiglie, per le imprese, ma anche per il Comune, perché arriverebbero probabilmente dei soldi freschi da poter utilizzare, investire a favore della collettività, altrimenti non sarebbero probabilmente mai più entrati. Quindi, ecco, quindi c'è la possibilità da una parte di mettere a riparo, diciamo, le famiglie con questa posizione, con la loro posizione debitoria, ma anche le imprese, dall'altra parte investire poi questi soldi magari in servizi e opere pubbliche. E opere pubbliche, che è quello poi lo scopo ovviamente delle imposte, in particolare di quelle comunali. No? Esatto. Quindi secondo noi è una misura favorevole, è una misura che va incontro alle famiglie, una misura che ci adotteremo. Sia una buona adesione, insomma. Si prospetta oltre il 50%, non mai il 100% su questo, perché chi magari non aveva soldi per pagare prima non li avrà nemmeno oggi per pagare le rate. Le rate appunto potranno essere fino al 72 e una cosa va detta senza assolutamente nessuna garanzia fiduciaria. Ecco, è chiaro che se poi uno non paga una rata decade da tutto, chiaramente e ritorna il debito originario, quindi bisogna anche capire, valutare se la famiglia, il cittadino, l'impresa può anche sostenere questa rata mensile appunto da pagare alla società Esatto. Però riteniamo sia una misura favorevole, una misura buona. Ecco, da parte dell'opposizione, da parte di qualcuno
potrebbe, adesso vedremo cosa succederà in commissione, perché andrà tra qualche giorno in commissione e in consiglio comunale poi per il voto, se ci saranno critiche. Io spero di no su una cosa buona come questa, assolutamente, ma poi vediamo che appunto l'opposizione, ormai ogni cosa che proponiamo secondo noi buona, loro la vedono in maniera diversa, cattiva, sempre una cosa negativa. Allora, ci sarà dibattito anche su questo, possiamo prevederlo. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco signori, Lega, buongiorno. Cristina e Friulani. Buongiorno. Prendo spunto del signore che alle 8.55 ha telefonato spronando i comunali, i regionali a fare qualcosa. È logico che quando arrivano lì prendono nota e poi arrivano 3 mesi dopo e dicono le stesse cose. Allora, quando un ospite arriva, il conduttore dovrebbe dire: cosa hai fatto te in questi 2 mesi che sei stato lontano da Tele4? Cosa hai fatto? Invece vengono lì senza un blocchetto, senza niente. Come fanno a tenere a mente tutto in testa quello che hanno fatto? Si riferisce al ponte di Campanelle, vero Franco? Silenzio, per favore. No, silenzio, Franco, le chiedevo se si riferiva al... No, Franco, se comincia così togliamo la telefonata. Mi dispiace, no, togliamo la telefonata, grazie. No, cioè non può dirmi... Non ho sentito, cosa ha detto? Io stavo cercando di capire se si riferiva al ponte di Campanelle. Io ho mandato questo, ma ha cominciato a dire mi lasci parlare, stia zitta, eccetera. Allora, noi andiamo avanti e il ponte di Campanelle era proprio la questione, no? Al centro di questa telefonata che aveva fatto prima un telespettatore, più di uno in realtà, per chiedere insomma una velocizzazione dei tempi. No? Immagino che sia al corrente della situazione. Come dicevo prima, noi vorremmo che le opere venissero realizzate in 1 mese, in 2 mesi, in 5 giorni, però purtroppo questo non accade perché le lungaggini burocratiche, gli appalti, le gare, gli affidamenti sono tutte cose abbastanza lunghe per un comune, ecco, per un'impresa no, probabilmente, no, probabilmente, sicuramente. Ecco, sicuramente per l'impresa no. No, però per quanto riguarda invece le critiche sui consiglieri comunali o regionali, indifferente, che noi prendiamo nota e poi non eseguiamo i compiti, rimando al mittente questo, personalmente almeno, perché io ogni volta che esco da Tele4 ho l'abitudine di subito fare alcune telefonate e sentirmi o mandare delle mail agli uffici, assessori competenti, colleghi, consiglieri, eccetera, per fare qualcosa. A caldo però lo faccio, perché effettivamente dopo magari va a finire un po', non dico in dimenticanza, ma abbiamo anche tante cose da fare. È vero, e allora preferisco, almeno da parte mia, farlo subito. Se dovessi ricevere delle segnalazioni adesso, io subito dopo le porterei avanti, ma immediatamente in giornata lo farei. Poi, se vengono realizzate o meno, probabilmente dovremmo starci un pochino dietro, lì dico purtroppo non è che si riesce a monitorare se quello che tu hai segnalato, hai richiesto agli uffici poi viene portato avanti, dovremmo fare anche questo sicuramente, però l'impegno diciamo è abbastanza corposo se uno veramente... quando viene eletto non scalda la poltrona, come si suol dire, ma si dà da fare. Se uno si dà da fare, diciamo, con dei ruoli anche esterni, politici, ad esempio io sono coordinatore di Idea Giuliana, cioè comunque sento i cittadini, sento gli aderenti, cioè abbiamo tanta attività, no? Comunque a livello comunale, le commissioni, i capigruppo, prepararsi per un consiglio comunale, leggere i documenti, comunque c'è preparazione. Ecco. Io vorrei dire ai cittadini che non è che stiamo con le mani in mano, ecco, chiaro. Ci diamo da fare, chi più chi meno. Ecco. Arriva subito la critica di Alessandro che scrive: vi vantate di avere 200 milioni di euro di avanzo. Non è un vanto, no. È così, e abbiamo le strade come piste da cross, è un po' quel discorso che faceva ieri l'opposizione. Sì. Lo stesso tema. Noi lavoreremo su questo assolutamente, perché riceviamo tante segnalazioni appunto di cittadini, ma tocchiamo anche con mano effettivamente Trieste necessita di manutenzione continua sulle strade e marciapiedi.
Una segnalazione, dite, dunque sì, adesso lo sentiamo subito, dite al vostro ospite che neanche il cartongesso viene ritirato nei centri di raccolta rifiuti, dice Alberto, ci segnala questo, quindi questo è dove dovrebbe essere smaltito però, cioè probabilmente sono rifiuti proprio dell'edilizia, no? Quindi hanno un canale preferenziale, insomma, nelle discariche edili, sì. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Volevo dire che ieri ho brindato con champagne e 2 bicchierini, perché solo dopo 30 anni siamo riusciti nelle poste a fare in modo che facessero il passaporto. Ecco, la battuta è che negli Stati Uniti questo avviene da 30 anni, perché ricorda al suo ospite che il postino è un ufficiale pubblico, però anche lì purtroppo c'è una differenza, perché nelle poste americane io posso andare a mezzanotte. Cioè che nelle poste si può fare il passaporto? Questo sta dicendo? Non fare il passaporto, alle poste. Sono arrivati solo 30 anni dopo i nostri politici, cioè nel senso che loro lavorano già nella preistoria quando fanno un progetto. Allora, in operazione il passaporto negli Stati Uniti costava 50 euro per 10 anni e se a mezzanotte alle 10 chiude la posta centrale e se tu non hai la fotografia in posta ti fanno la fotografia. A noi in Italia il passaporto costava solo di marca da bollo 40 euro. Questo per dire dopo 30 anni. Negli Stati Uniti fare la patente costa 20 euro, nel senso che pago i 20 euro, mi bocciano e l'ho scritto, esco, mi fumo una sigaretta, rientro, do il secondo esame, però ho già pagato i 20 euro, nel senso i 20 euro mi danno la possibilità di fare 3 esami, esco, mi fumo una terza sigaretta perché mi hanno bocciato, ridò il terzo esame nello stesso giorno pagando 20 euro e qui da noi i costi sono diversi. Non un mese e un giorno a 1500 euro. Terzo, i trapassi vengono pagati in base al valore della macchina, del tipo se tu spendi 1000 euro per una macchina paghi 100 euro di trapasso, se spendi 25.000 euro per una macchina paghi 2.500 euro di trapasso e questo è normale perché un povero operaio che deve sfamare la propria famiglia si può permettere una macchina da 1.000 euro devi pagare 600 euro di trapasso, 800, invece chi spende 100.000 euro per una macchina è giusto che paghi 10.000 euro di trapasso. Io mi auguro vivamente che il suo ospite vivendo nella preistoria, uscito dal vostro ufficio, alzi il telefono e dice come mai in America la patente per i ragazzi costa solo 20 euro e si vada a informare perché le chiacchiere ormai sono come la bora. Allora, grazie della telefonata, non credo proprio che il nostro ospite viva nella preistoria perché anzi è molto, molto aggiornato. Non rispondo nemmeno perché... diceva che insomma, negli Stati Uniti è molto meglio, io non ho contezza di questo, non so se effettivamente ma non così solo negli Stati Uniti, probabilmente anche in Australia, in Svezia, magari in paesi evoluti, in paesi sicuramente più... non dico più civilizzati di nostro, però più magari organizzati, diciamo che ogni Stato ha le proprie regole, ha le proprie norme e uno Stato si dota di un proprio ordinamento interno, giuridico, sulla base anche dei fatti. È vero. E io penso di aver risposto con una parola sola, va bene, a tutti appunto i quesiti posti dal telespettatore, perché è sulla base dei fatti che uno Stato si regola, no? È vero, ecco. È proprio così. Riguardo ai rifiuti, invece scrive Renata, rifiuti da scarto come mattoni o calcinacci vengono sì accettati nelle discariche, ma esiste un limite mensile da poter scaricare pro capite. Ma nei centri di raccolta lei intende per discariche? Sì, immagino sì, perché in questo senso. C'è un limite sicuramente, non è che puoi portare un camion nel centro di raccolta, è chiaro questo. Allora sei una ditta dell'edilizia, esatto, come dicevamo prima. Sì. Il semplice ci
cittadino deve andare in discarica con un documento di identità e viene registrato il tutto. Questo almeno avviene nella zona di Gradisca di Sonzo, ma credo che sia la stessa cosa. Allora facciamo solo un esempio, no? Se io cittadino devo abbattere, posso farlo un muro di casa mia, non portante, magari possibilmente, non fatelo, no? No. Ecco, ecco, sempre con tutti chiaramente i crismi, con tutte le regole, no? Decido di abbattere, le risultanze di un abbattimento di un muro non possono poi essere conferite in un cassonetto di un centro di raccolta. Lì è chiaro che devo chiamare e pagare una ditta che abbia un camion, che abbia degli operai, magari lo aiuto, non lo so, va bene, per risparmiare qualcosa, i quali devono trasportare queste macerie nei loro camion e conferirle con un apposito bolletario anche, perché ci sono delle regole appunto anche da seguire, dei costi, e chiaramente verranno conferiti poi in una discarica apposita, è chiaro. Cioè i centri di raccolta sono dotati di cassonetti più ampi sicuramente rispetto a quelli che noi vediamo in città, molto più grandi, ma possono tenere fino a un certo limite. Non posso portare un muro intero di casa mia o una parete intera di cartongesso, va bene, smontata da me in centro di raccolta. Devo chiamare una ditta che faccia poi il conferimento nella discarica. Questo conferimento, sì, è corretto, insomma. Un'altra telefonata, buongiorno. Chi è in linea con noi? C'è qualcuno? Buongiorno, sono Giorgio. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, sì. Ecco, vorrei soltanto fare un ringraziamento all'autista donna che ieri verso le 10:15 passata per a Grego con l'autobus, si è fermato davanti alla fermata vicino al marciapiede. Sono disabile, ero con 2 stampelle. Quando sono salito ho guardato dove c'è la macchinetta e ho chiesto alla macchinetta di essere in fondo, mi ha detto di sedermi e ha preso lei il biglietto e è andata a timbrarmi per me. Ah, che carina. Chi questo? Una signora... Una donna alle 10:45 è passata circa per via Greco, da 48. Capito, voleva ringraziarla pubblicamente, va bene. Una bionda. Non ho preso il numero dell'autobus perché mi sono dimenticato di prenderlo. Questo... ringraziamo anche noi questa signora che è stata gentile. Questo finalmente è un esempio di buona educazione. È davvero, insomma, una buona educazione, e grazie anche a Giorgio che ci ha raccontato la storia. Insomma, certo, ma ci sono sicuramente persone... No, sicuramente ci sono persone educate, ci sono persone che aiutano, persone bisognose, persone appunto come telespettatore che hanno qualche disabilità, sicuramente tutti quanti dovremmo sempre aiutarli sulla strada, essere attenti, sensibili a queste persone, dare sempre una mano a tutti, assolutamente. Grazie a Giorgio. Allora, buongiorno, non per fare il populista, ci scrive invece una telespettatrice che si chiama Anna, ma è vero che si viene sempre incontro a chi non paga e mai un riconoscimento per chi paga regolarmente. La medaglia. Ci saranno sicuramente persone che erano in difficoltà, ma i furboni non mancano mai. Ma ci saranno sicuramente, insomma, ecco, perché tanto uno dice non ho niente, non pago niente, no? Perché purtroppo anche l'ordinamento giuridico italiano prevede che chi non ha niente non è tenuto a pagare nulla. A meno che non si sfoci poi sul penale, no? Naturalmente in certi fattispecie, vuoi bancarotta per quanto riguarda le imprese, no? Eccetera. Invece per quanto riguarda effettivamente chi paga, purtroppo non vi è nessun riconoscimento se non un principio istituzionale dettato dall'articolo 53 dovere, no? della Costituzione, in cui si dice che tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alla spesa pubblica. Assolutamente, quindi questo è già previsto. È previsto dalla Costituzione. In chiusura, io devo dare una notizia dell'ultima ora di cronaca che è comparsa adesso anche sui siti, qui la leggiamo ad esempio dal Piccolo: furto al Conad Superstore di Duino, i ladri hanno forzato le porte e sfasciato le casse automatiche. Il colpo sarebbe stato messo a segno alle 3:20 di giovedì 30 aprile, quindi anche a Officina è successo, no? Qualche giorno fa. Esatto, ma anche un altro Conad, se non mi ricordo male, a Officina. Allora, questa sicuramente è una banda, sono organizzati sicuramente,
quello che si può fare qui è rafforzare le forze dell'ordine, deterrenti, uso delle telecamere, sistemi d'allarme, cioè perché altrimenti io spero che vengano beccati veramente. Perché proprio lo stesso modus operandi, non si può più vivere. Vediamo cioè qui che sono state sfasciate proprio le casse Ma automatiche. non si può più vivere perché anche dà un senso così di insicurezza, no? Tutto questo, cioè si sente continuamente i ladri sull'altipiano che vanno, cioè questo non è possibile. Allora, dobbiamo... sarà un caso circoscritto, verranno probabilmente da fuori, perché è sempre così, normalmente abbiamo visto che queste bande organizzate non sono locali, ma vengono dall'est magari o da altre parti d'Italia. Io spero che con le telecamere vengano individuati e vengano arrestati. Ecco. Ultimamente si vedono tanto li stanno spesso, prendendo tutti, perché alla fine... è vero, vengono però sempre veramente presi, però questo crea, è vero, ha ragione il nostro è un ospite, clima così, insomma, di insicurezza non piacevole, cioè perché tanto li fanno durante la notte, no? Questi furti naturalmente. Alle 3:20 del mattino. Esatto, e anche se poi ci sono le telecamere, i sistemi di allarme, abbiamo visto che li aggirano perché ci mettono in passamontagna, non vengono riconosciuti, usano magari auto rubate. Però in un modo o nell'altro, insomma, si riesce poi a risalire. Alla fine vengono quasi sempre beccati, no? Ecco, allora, insomma, speriamo che finisca appunto e che le forze dell'ordine, che fanno sicuramente il loro dovere, ma con veramente maestria, veramente con grande professionalità, li riescano a individuare. Speriamo. Allora, con questa notizia concludiamo questa parte, insomma, la nostra puntata odierna di Sveglia Trieste. Io ringrazio Roberto Cason e lo invito a tornare a trovarci presto. Grazie, sempre accettato il vostro invito. Arrivederci a tutti. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.